Allora, io pregherei i colleghi Rosanna Fornicola, Nicola Vergilasi, Francesco Montuori, il preside dello Scudato, e poi le colleghe e i colleghi che interverranno successivamente, le chiamerò dopo. E Lino Buscelli non lo vedo. Ah, sì. Visto che sono sì, sì. Avanti. Dunque, sarà questo l'incontro conclusivo di 2 giornate densissime, belle, e chiudiamo con la cosa più bella di tutte, che è la scuola, e che peraltro è al centro dei nostri interessi, come anche stamattina abbiamo potuto vedere. Stamattina c'è stata queste bellissime 2 tavole, ci sono state queste bellissime 2 tavole rotonde che hanno illustrato l'interesse per le scienze onomastiche. Peraltro, si lo direbbe, la scuola, l'attenzione per la scuola è emersa anche stamattina, come peraltro emerge in questo volumetto di Marina Castiglione, fresco di stampa. Ecco, non è solo Bruno Vespa che deve presentare questa trasmissione. Questo bellissimo
volumetto, come si dice, dedicato alle scuole e ai bambini delle scuole elementari in maniera particolare. Il siciliano illustrato per bambini del terzo millennio. Io credo che questa sia la cosa migliore in assoluto che Marina abbia fatto. Mi piace cominciare con questo richiamo e con questa sottolineatura, perché davvero l'interesse per la scuola attraversa tutta la nostra vita di ricercatori, di linguisti, di dialettologi, eccetera. Io introdurrò brevemente questo incontro, che poi si concluderà con brevi richiami ad esperienze fatte proprio in trincea, posso dire, da parte di alcuni insegnanti. Sarà tutto così molto agile, ma mi piace sottolineare il fatto che stasera qui con noi a Palermo, vabbè, ci sono 3 illustri docenti dell'Università Federico II di Napoli, che io li ringrazio ancora. Ho chiesto loro di essere qui con noi perché proprio in Campania si sta avviando un percorso che in qualche modo ci avvicina nelle esperienze, nelle difficoltà e nell'entusiasmo. Perché per quanto riguarda la nostra esperienza, ovvero poi c'è qui il professor Vito Lo Scrudato, che è il preside del Liceo Umberto, che è stato diciamo, una presenza determinante davvero nel portare avanti questa nostra iniziativa che è stata avviata 4 anni fa, mi pare. Sì. E poi ho chiesto anche all'amico avvocato Lino Buscemi di rappresentare un po' il mondo della cultura regionale, palermitana e del... come? Opera? No, sei un rappresentante, non dico. Così come io ho rappresentato il mondo accademico indegnamente, rappresenti sia la cultura che, voglio ancora dire, il mondo del giornalismo autorevole, perché Lino Buscemi è un giornalista autorevole che scrive maggiori quotidiani e giornali e oltretutto ha avuto anche delle esperienze di insegnamento all'università. Bene, io non aggiungo molto altro se non risottolineare come, se si vuole effettivamente valorizzare il patrimonio linguistico regionale nelle scuole, a partire dalle scuole elementari fino al liceo, devono incontrarsi il mondo della scuola, il mondo dell'università e il mondo della pubblica amministrazione. C'è poco da fare. Se non c'è una sintonia tra queste 3 presenze irrinunciabili, non si va avanti. Non dico perché, ma è ovvio. Nel mondo della scuola devono esserci insegnanti e dirigenti motivati e consapevoli. Nell'università bisogna formare insegnanti che vanno a scuola e non puniscono il bambino perché ha detto una parola o ha scritto una parola in dialetto, eccetera. Nella pubblica amministrazione occorrono atti normativi e anche il sostegno alle azioni che si intraprendono da parte della scuola, da parte dell'università. E poi io credo che dovrà anche ancora una volta qui e sempre essere messa in evidenza questa esigenza di dire no ad eccessi e a semplificazioni e a banalizzazioni del tipo il dialetto non è un
dialetto, è una lingua, è stupidaggine del genere. Ma su questo Francesco De Blasi, Nicola De Blasi, Francesco Montori, Rosanna Fornicola hanno scritto pagine fondamentali. Ci dobbiamo scrollarci di dosso il folclorismo spicciolo. Ci siamo capiti. Il centro in tutto questo ha fatto la sua parte, assieme al Liceo Umberto, è stato creato un grande portale, è stata avviata, progredisce, una collana dedicata alla scuola, con 10 volumi già pubblicati, una grossa opera come Lingua e Cultura in Sicilia dedicata alla scuola, eccetera, quindi anche sul piano editoriale. Si dice il meglio è nemico del bene. Io credo che il bene sia stato fatto. Franco ripete sempre questa formula che io condivido. Il bene è stato fatto, il meglio lasciamo perdere, tendiamo al meglio. Bene, io non aggiungo altro, vorrei chiedere all'amico professor preside Vitolo Scrodato di portarci la sua testimonianza, così come momento introduttivo. Grazie. Grazie professor Ruffino. Per iniziare rendo merito alla sua azione accademica, da studioso, da chi questa materia conosce in modo profondo e ama e sa trasmettere la conoscenza ma anche l'amore. Se non fosse stato per lui che ha mediato tra le parti, la nostra scuola che era il centro di costo amministrativo e ha fornito una serie di ricerche, e l'assessorato regionale all'istruzione, ovviamente non sarebbe stato facile né portare a termine il precedente step, la precedente fase, né sarebbe stato facile annunciare, come stiamo facendo oggi, che il progetto riparte, e riparte perché il professore Giovanni Ruffino, con tenacia, pazienza indomita, non era una pazienza passiva, una pazienza militante, una pazienza per cui da qui non si passa, e io ovviamente per il poco che ho potuto fare sono stato con lui, ha riposto le condizioni perché si riformasse il tavolo tecnico e si riprendesse il discorso di questo momento di elaborazione e poi di trasferimento alle scuole dei contenuti di queste elaborazioni. Di che si tratta? Si tratta della legge 9/2011, ma conoscete tutti l'argomento di cui stiamo parlando, una legge importante che fece a suo tempo un vecchio assessore che si chiamava Centorrino e che pone le condizioni perché il siciliano, lingua o più propriamente dialetto, la sua letteratura, la sua storia, le sue tradizioni culturali possano finire dall'essere solo dentro una sorta di riserva indiana per amatori, ma possano diventare patrimonio addirittura scolastico, quindi patrimonio culturale condiviso, patrimonio culturale regionale, e dal momento che questo tipo di attività si pensa di riversarlo sulle scuole, ovviamente questo è un patrimonio di lingua, di cultura, di letteratura e di storia che si garantisce il futuro, dal momento che questo investimento viene fatto sulle scuole. Un'azione complessa, vi devo dire, perché gli attori sono diversi e con finalità diverse. Un assessorato regionale è un mistero per alcuni aspetti. Noi come dirigenti scolastici siamo abituati a guardarli con un pizzico di attenzione, non ci distraiamo molto. Quando abbiamo speso soldi regionali siamo stati attenti perché poi le procedure non sono sempre state fluide e poi ci sono state fasi ispettive dove tutto era
diciamo facile da padroneggiare, ma in ogni caso invece in questa occasione quell'assessorato, e diamo merito all'allora assessore Roberto Lagalla, ha saputo trovare le interfacce giuste per comunicare con noi, per lavorare con noi, per fare in modo che una scuola superiore come l'Umberto, l'università e un ente regionale trovassero un piano comune di comunicazione ma anche di operatività. L'effetto è stato bello perché abbiamo poi portato fuori una serie di contenuti, un'antologia di letteratura siciliana che comprendeva sia i grandi, ma ve ne parleranno meglio le mie docenti presenti, autrici di questa antologia, la professoressa Antonella Chinnici, la professoressa Alessandra Romano, Alessandra Colonna Romano, che appunto potranno dirvi meglio e vi diranno meglio di me come hanno fatto questa esperienza, ma hanno messo insieme una serie di autori minori, cosiddetti minori, poi minori non sono, assieme ai grandi della letteratura siciliana, che sono, come sappiamo, negli ultimi 2 secoli azionisti di maggioranza della letteratura italiana, e poi uno sguardo delicatissimo rosa alla letteratura femminile, anche quella non indagata, quella non conosciuta. Insomma, una serie di scoperte, di belle sorprese che noi abbiamo potuto veicolare dentro le scuole, ma le pubblicazioni sono state davvero tante. Abbiamo coinvolto scuole di territori lontani da Palermo, abbiamo fatto ricerche sulla poesia orale, la poesia dei poeti analfabeti, la poesia che, se non raccolta dalle nipoti che avevano imparato a scrivere a scuola, se non raccolta dalla loro memoria e non pubblicate in questa occasione con l'aiuto dell'università e poi fattivamente e operativamente con le azioni di costo e amministrativa del liceo Umberto, a quest'ora si sarebbero perdute per sempre. Invece abbiamo trovato tesori di elaborazioni, di attività creative. Questi poeti ci hanno affascinato perché veramente non sapevano scrivere, per cui componevano secondo quel metodo a noi noto, per cui l'ultimo verso della strofa precedente era lo stesso del primo verso della strofa successiva, si aiutavano così nella memoria. E vi invito anzi a acquisire qualcuno di questi prodotti, perché sicuramente la piacevolezza, il sentire popolare, ma anche la commozione di questi poeti potrà trasmettersi a voi, i docenti, e poi, perché no, agli allievi delle scuole di Sicilia per ulteriori ricerche. E non solo questo, abbiamo fatto davvero molte cose, sono stati anni molto intensi e importanti. Io da questo punto di vista sono ben contento che si possa ripartire per ulteriori ricerche. L'altro aspetto che mi ha contaminato in modo positivo nell'azione del professor Ruffino è che ho sempre immaginato gli assessorati regionali come lontani dalle nostre realtà, e in questo caso non è stato vero. Lo abbiamo portato nelle nostre pratiche e ho anche immaginato l'università, in fondo, per quella che è la mia esperienza, lontana dalle attività poi delle scuole, dalle scuole primarie alle scuole medie superiori come la nostra, finché non ho incontrato il professore Ruffino, che invece conosce, perché li ha formati, e ho capito che mantiene in vita una relazione formativa, buona parte dei docenti della nostra area geografica, oserei dire della Sicilia occidentale, perché ovviamente i legami sono di stima, perché ha trasmesso il metodo, e in ogni caso quando si cercavano interlocutori e lui lanciava un appello per trovare interlocutori con cui poi collaborare, aveva facile gioco con questa disseminazione di allievi dappertutto, in ogni angolo, in ogni scuola di Sicilia. Quindi neppure questo era vero, che l'università è lontana, avulsa dalle nostre realtà. E chiudo con una piacevolissima nota di bella nostalgia relativa al fatto che io qua nel 1800, non mi ricordo più, ero allievo di questo ateneo, di questa facoltà,
dire che in qualche modo, anche qui come nel resto delle scuole che ho frequentato, è stato fatto un buon lavoro. Grazie. Grazie per il vostro aiuto, grazie Vito per ciò che hai fatto e per ciò che continuerai certamente a fare al più presto, perché è stato ricostituito, come si diceva, il tavolo tecnico, di cui ovviamente il professor Vito Scudato fa parte, e ora ci intenderemo su come muoverci e come riprendere l'attività. Sono state negli anni scorsi coinvolte più di 300 scuole dell'isola, sono stati fatti corsi di formazione, è stato un lavoro enorme, sono stati pubblicati libri, antologie come quella che è stata citata, è stato fatto davvero un lavoro utile. Speriamo di continuare così, anche perché davvero sempre più escono dalle aule universitarie, non solo Palermo ma anche Catania, devo dire, e anche Messina, ma in particolar modo Palermo, docenti sempre più sensibili a questo problema. Non solo i miei ex allievi, qui ce ne sono alcuni, io vedo Silvia Galati, ma anche le nuove leve, gli allievi di Marina Basino, Maria Agostino, Tito Matranga, Vincenzo Pinello, Giuseppe Paternostro. Guardano alla scuola con primario interesse. Quello che dicevo prima, grazie. Io ho qui davvero il piacere specialissimo di avere con noi Nicola De Blasi, Francesco Montori e Rosanna Tornicola. Loro sono stati promotori esattamente un anno fa, Nicola mi pare, sì, esattamente un anno fa, di un'iniziativa molto ben riuscita a Napoli, in cui era coinvolto anche il governo regionale, proprio per avviare e affermare, diciamo, percorsi di questo tipo. Ci diranno qualcosa, ma davvero Nicola De Blasi, Francesco Montori, Rosanna Tornicola, i nostri studenti conoscono bene ciò che voi avete scritto, al di là del DESN, del dizionario etimologico storico del napoletano, che attendiamo sempre con ansia. Quando uscirà il prossimo? No, vabbè, segreto. Uscirà un sito. Uscirà. Progressivamente. Va bene, ora noi desideriamo sentire un po' anche questa campana. Questa è una battuta che mi è venuta istintivamente. E non è stonato. Da vedere. Bene, grazie al professore Ruffino per la presentazione e grazie soprattutto per l'invito e per questi 2 giorni di convegno tanto ricchi e tanto interessanti da diversi punti di vista. Grazie anche per aver accostato l'esperienza appena incipiente della Campania con l'esperienza invece già tanto matura avviata in Sicilia grazie al centro studi, con frutti ormai abbondanti. Noi siamo appena all'inizio. Nell'Università di Napoli da tanto tempo si studiano i dialetti, si studia la storia linguistica, vengono presentati aspetti problematici diversi in queste discipline, a cominciare, possiamo dire, da lontane esperienze, ma per venire a tempi più vicini, appunto con l'insegnamento di Alberto Barbaro, che ha incoraggiato studi filologici, linguistici e anche dialettologici all'interno della nostra università.
Quindi da tempo tutti noi ci occupavamo anche della realtà linguistica legata ai dialetti. Come sempre, o almeno come è capitato a noi, non sempre è facile stabilire poi un collegamento con il mondo che si trova all'esterno dell'università. Diciamo che come alle volte l'università viene percepita come lontana, come diceva poco fa il professore, alle volte dall'interno dell'università sono percepiti come lontani alcuni interessi che si manifestano diciamo, da parte degli appassionati, come se esistesse una difficoltà di collegamento o di comunicazione. Ora, da qualche anno al centro dei nostri interessi è anche il tentativo di costruire un ponte, questa volta vero, diciamo, tra interessi disciplinari scientifici e gli interessi che vengono appunto dal mondo degli appassionati. Un'occasione è stata data recentemente quando nel 2019 è stata ripresa un'idea che in verità era già stata avanzata nel 1990, quando era stata promulgata una legge che prevedeva l'istituzione dell'Istituto Linguistico Campano, eccetera. Questa legge del 90 poi è andata progressivamente dimenticata fino a una abrogazione, invece nel 2019 è stata presentata un'altra legge regionale volta alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. Ecco, uno degli effetti di questa legge è stata la formazione di un comitato che era appunto previsto dalla legge, comitato per la salvaguardia, eccetera. Questo comitato prevedeva la presenza di docenti universitari, ma anche la presenza di altre persone nominate dalla Regione Campania. Quindi siamo stati nominati in 7 per la parte accademica, Rita Librandi, Francesco Montuori, Carolina Stromboli e io. Per altra, diciamo, componente non accademica, 2 cultori di dialetti, cioè Armando De Rosa e Umberto Francese, e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Quindi questo comitato si è messo al lavoro e ha cercato di individuare alcuni punti meritevoli di riflessione, a cominciare appunto, il professore Ruffino ricordava un convegno che si è svolto il 14 e 15 dicembre del 2022, a cominciare da un interrogativo. Intanto, cosa si intende per patrimonio linguistico, cosa può essere identificato come patrimonio linguistico napoletano, cosa che di per sé non è ovvia, cioè non ha un significato univoco questa etichetta, e poi soprattutto come si cura la salvaguardia di un patrimonio linguistico. È chiaro che noi che ci muoviamo nel mondo accademico su questo punto abbiamo le idee particolarmente chiare. Come si cura la salvaguardia del patrimonio linguistico? Esattamente cercando di fare almeno la 10ª parte di quello che fa il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani. E quindi questo obiettivo per noi era ben chiaro. Non è sempre ovvio però trasmettere questo tipo di convinzione all'esterno, anche per un motivo particolare che sicuramente non risulterà nuovo qui, lo accennava poco fa il professore Ruffino, è che molto spesso intorno all'idea di dialetti si concentrano convinzioni non condivisibili sul piano scientifico, fatte soprattutto di queste convinzioni non condivisibili, fatte di certezze apodittiche, di affermazioni estreme, di esagerazioni, esaltazioni e così via.
quindi un atteggiamento che più che allo studio tende, per così dire, ad atteggiamenti da tifoso delle singole varietà linguistiche, laddove sappiamo che lo studio è innanzitutto esercizio del dubbio, esercizio di ricerca di risposte a interrogativi, quindi attraverso argomentazioni, eccetera. Ora, il primo, molto sinteticamente, insomma, un punto su cui ci siamo trovati a riflettere è: ma cosa si intende per patrimonio linguistico napoletano? Il napoletano di Napoli o la realtà complessa delle diverse varietà all'interno della Campania, quindi un insieme di dialetti al plurale e non una sola lingua. E poi c'è il problema a cui accennava già il professore Ruffino, l'etichetta lingua, dialetto, che suscita appunto atteggiamenti molto spesso fondati su una passionalità emotiva, semmai comprensibile ma non condivisibile nella prospettiva degli studi. Quindi l'idea, appunto, come si diceva prima, il napoletano è una lingua vera e propria, affermazioni non giustificate né dal punto di vista storico né dal punto di vista diciamo sociolinguistico. E allora, provando a rispondere a come si cura la salvaguardia, abbiamo pensato come comitato di avviare dei contatti, delle iniziative, sperando di rendere stabile appunto un rapporto con il mondo della scuola, cosa che cercheremo di concretizzare nel corso del 2024, appunto attraverso una serie di incontri. Intanto abbiamo realizzato un monumento a cura appunto di Rita Librandi, Francesco Montuori, Carolina Stromboli, anche con il mio intervento, insomma 4 autori, è un libro che si articola attraverso un indice formato da titoli che sono altrettante domande, quindi non affermazioni apodittiche. Le affermazioni, se ci sono il risultato di un andamento argomentativo dei vari paragrafi, ma i paragrafi sono tutti intitolati con domande. Che origine hanno i dialetti della penisola italiana? Perché li chiamiamo dialetti? I dialetti di oggi sono le stesse lingue che venivano chiamati volgari? Perché in Italia ci sono dialetti diversi? Eccetera. Oppure il napoletano veniva insegnato a scuola prima dell'unità d'Italia? Quale lingua si usava a Napoli come prima dell'unità? Ecco, quindi domande di questo tipo, fino che cosa arriva dall'italiano al dialetto napoletano, dove si parla il napoletano, fino alla fine, l'ultimo capitolo, come si scrive il napoletano. Ecco, tentativi di divulgazione. Ecco, non sappiamo, il libro è stato distribuito gratuitamente in una fiera del libro, un festival del libro che è stato organizzato 2 mesi fa. Naturalmente siamo in attesa di riscontri. E intanto si pone il problema appunto del rapporto con la scuola. Anche qui sono per noi una guida le iniziative del centro. Penso in particolare ad alcune parole del professore Ruffino in un suo scritto in cui si parla specificamente di contenuti all'interno di programmi scolastici, perché molto spesso quando si parla di portare i dialetti nelle scuole sorgono una serie di equivoci e di fraintendimenti, perché ci possono essere anche in questo caso appunto affermazioni non giustificate, e quindi da un lato si pensa che l'insegnamento dell'italiano abbia tolto spazio al dialetto, si pensa che prima dell'unità nelle scuole d'Italia fossero insegnati i dialetti, cosa che come sappiamo non è vera, oppure si pensa che nelle scuole si possa insegnare
direttamente a parlare o a scrivere il dialetto, cosa che sarebbe particolarmente ardua. Semmai nelle scuole si può insegnare appunto a riflettere sui dialetti, a riconoscere la storicità dei dialetti fino ad arrivare appunto a evitare atteggiamenti gratuiti di censura, ma anche incoraggiando a distinguere l'italiano dal dialetto, per esempio non confondendoli a cominciare dalla pronuncia, quindi un'attenzione verso il dialetto che può anche combinarsi, non in modo competitivo, ma combinarsi con un'attenzione verso l'italiano, per un arricchimento del nostro mondo, delle nostre prospettive linguistiche. E tutto ciò può essere fatto appunto partendo da osservazioni adatte a bambini della primaria. Ecco, penso a quel volumetto che prima è stato mostrato di Marina Castiglione, e da lì anche portare a osservazioni, per esempio, sulla toponomastica, sul paesaggio urbano, sul paesaggio linguistico in senso generale, che è un'altra etichetta che è stata evocata in questi giorni, fino a pensare alla letteratura in dialetto, ma ponendola, ma anche dopo aver chiarito tanti punti, a cominciare dalla collocazione nell'orario scolastico, nei programmi di iniziative di questo tipo. Quando, come, nell'orario mattutino, ma allora, quando, se già le ore sono poche, come si può fare in orari pomeridiani, carattere obbligatorio o carattere facoltativo, e soprattutto cosa si può, quali attese si possono sollecitare da parte degli scolari e semmai delle famiglie. In ogni caso si tratta di far sì che certi contenuti, l'interesse per i dialetti, insomma, vadano al di là di una certa passione non fondata su conoscenze certe, ma fondata semplicemente su luoghi comuni, soprattutto quando si pensi che i luoghi comuni ormai invadono la rete e tutti noi siamo più esposti alla rete che ad altre fonti di informazioni, e allora è importante anche alzare, come dire, delle difese rispetto a questo modo pervasivo della rete di invadere le nostre vite. E penso anche alle etichette dei dialetti. Ecco, buona parte degli equivoci che nascono intorno al napoletano, un po' simili agli equivoci che nascono intorno al siciliano, dipendono da una classificazione dei dialetti, da una geografia linguistica dell'UNESCO che viene veicolata dalla rete, veicolata da persone che spesso non conoscono la realtà linguistica e dialettologica italiana. Quindi quale può essere da questo punto di vista il ruolo dell'università? Appunto, come è stato in Sicilia, è il ruolo di evidenziare certi punti problematici, di incontrare i docenti e di vedere poi come alcune nozioni che per noi sono semmai scontate, ovvie, possono invece diventare produttive in una prospettiva didattica. E tutto ciò, secondo me, secondo noi che lavoriamo intorno a questi problemi, è anche un modo per valorizzare e per curare la salvaguardia dei dialetti, perché certo tentare di diffondere conoscenze scientificamente fondate, quindi puntare a una divulgazione qualificata, è certo meno gratificante che fare grandi affermazioni di superiorità perduta, come si dice, i dialetti che hanno perduto la loro superiorità, ma era una superiorità fondata sostanzialmente su un dilagante analfabetismo, e quindi non era poi tanto una situazione gratificante dal punto di vista, diciamo, della vita sociale e della comunicazione tra le persone. Ecco. E quindi forse sarà
meno divertente, meno gratificante, ma è sicuramente più formativo di diffondere notizie storiche fondate, centrate su certezze, e questo è il tentativo che noi portiamo avanti a partire da questo libretto e dall'iniziativa come quella dell'anno scorso sul convegno che abbiamo fatto. Nel frattempo gli atti di quel convegno sono apparsi in una rivista che ora pubblichiamo in rete, che si chiama Rivista del Dizionario Etimologico Storico Napoletano, e quindi attraverso la rete effettivamente si spera che certi contenuti possano diffondersi un po' di più che non attraverso i libri, anche se noi siamo naturalmente convinti che i libri non abbiano perso la loro funzione, diciamo, di custodia dei contenuti scientifici. Forse mi sono un po' dilungato, ma E noi leggeremo con sicuro profitto questo documento. Parole chiare, professore Del Blas. Parole chiare, inequivocabili. Lavoreremo assieme, Campania e Sicilia, perché è giusto così. Non volevo dirlo, ma bene, ora un altro protagonista di questo impegno grande che sta sviluppandosi in Campania è il professor Francesco Montuori, che lui membro del comitato per quindi subito la parola e lo ringrazio di essere qui. Non arriva a Napoli. Grazie, ovviamente il ringraziamento è tutto mio per avermi invitato a parlare qui e innanzitutto ascoltare questa giornata e mezza, ma poi anche a parlare in questa sede. Naturalmente parlare del dialetto è sempre molto insidioso, perché il discorso sul dialetto è sempre molto bellicoso. In Italia è sempre stato così, in questi ultimi anni lo è in modo particolare. Stamattina su Corriere della Sera leggevo i commenti su 2 serie TV di ambientazione barese, una troppo con un dialetto troppo stretto, il metodo Fenoglio, un'altra con un dialetto troppo anacquato, l'Italo Bosco, quindi nessuno era contento, quindi tutti erano contenti di poter commentare in modo antagonista, diciamo così, le scelte degli sceneggiatori. Del resto, che sia complicato parlare di dialetto in questi anni è dovuto anche a motivi, diciamo così, ideologici, quindi è oggettivo che il discorso sul dialetto sia problematico, ma è anche oggetto, diciamo, di metafore contrastanti. Ieri qualcuno usava la metafora del tesoro parlando di dialetti, ma un'altra metafora molto nota è quella della faccia scura, sempre parlando dei dialetti, quindi è chiaro che è un argomento su cui i punti di vista possono essere oggettivamente in contrasto. E questo, diciamo così, difficoltà di parlare dialetti credo che sia ancora più significativa, ancora più acuta quando si parla del dialetto nella scuola, soprattutto in uno stato come il nostro, dove il dialetto nella scuola è da sempre un elemento di discussione, sia nella teorica, diciamo così, sia nella pratica didattica. Quindi in genere si sentono molte voci. Le voci che si sentono di meno sono quelli che poi agiscono praticamente nella scuola, quindi sono molto contento. Stasera possiamo sentire le voci degli insegnanti che invece difficilmente raggiungono i canali normali di comunicazione per farci sapere che cosa realmente succede nelle scuole. Poi
quello che io dirò nei prossimi minuti, se ha un qualche rilievo, una qualche importanza, nasce forse più dalla mia pratica didattica nelle scuole, che ormai risale a qualche anno fa, piuttosto che quello che ho imparato a fare all'università. Direi che mi sembra abbastanza chiaro che negli ultimi anni abbiamo un quadro che ha ricostruito la storia e l'insegnamento del dialetto nella scuola in modo meno, diciamo, ideologico di quello tradizionale, cioè che la scuola sia stato il braccio armato dell'italiano a scapito dei dialetti è un racconto, diciamo così, che arginabile ormai facilmente con argomenti anche significativi e sostanziali. Quindi è anche difficile adesso confondere o meglio distinguere in modo netto i periodi della censura del dialetto nella scuola dal periodo dell'insegnamento dell'italiano attraverso i dialetti dal noto all'ignoto. Sono state prassi che hanno, come onde lunghe, hanno segnato periodi lunghi della nostra storia, della storia della didattica in Italia. Quindi è difficile fare i compartimenti stagni e dire questo è stato un periodo d'oro, questo invece è stato un periodo triste per i dialetti. Insomma, possiamo fare un paragone tra la situazione anni 20 del 2000 e anni 20 del Novecento. La situazione è cambiata moltissimo, la situazione linguistica in Italia ovviamente, e quindi anche guardare a quelle classi didattiche degli anni 20, appunto, quelle note con il cognome Lombardi Radice, con i motti tipo dal noto, dialetto parlato all'ignoto, italiano scritto. Anche guardare a quei modelli è diventato non, diciamo così, una cosa semplice, perché bisogna valutare anche i cambiamenti che ci sono stati in Italia, nello spazio linguistico italiano. Non lo so, ci sono segnali, diciamo, un po' contraddittori in alcune cose. Ci sono le costanti, l'uso di alcuni dialetti almeno nell'arte o anche in alcune pratiche quotidiane. Poi ci sono però segnali contrastanti, perché da un lato si osservano anche in aree in cui i dialetti vengono usati in modo robusto, si osserva comunque una forte diminuzione del passaggio tra generazioni del dialetto, che è naturalmente uno dei parametri essenziali per misurare la vitalità di una lingua. E poi d'altra parte però si osservano anche cose come, si è parlato prima di scrittura, una diffusa consuetudine in alcune aree più che in altre di scrivere in dialetto, che non è solo quella scrittura espressiva, diciamo ludica, che si può trovare sui muri o sui social, oppure non è neppure quella scrittura che usano le aziende che producono prodotti standardizzati e che però usano un linguaggio local per venderli e quindi fanno le pubblicità in dialetto, come si osserva ormai nelle nostre strade da diversi anni. Ecco, non c'è solo quel tipo di scrittura di dialetto, ci sono episodi ormai anche consolidati, ma dovuti semplicemente banalmente al fatto che più o meno tutti sono alfabetizzati in italiano oggi, al contrario di 100 anni fa, di scrittura pratica del dialetto. C'è l'uso di scrivere al collega di lavoro, di lasciare un pizzino al collega di lavoro scritto in dialetto per comunicargli un fatto relativo al lavoro, quindi non un gioco, uno scherzo, una presa in giro, un insulto. Questo quindi
diciamo, il contatto con l'italiano è cambiato molto negli ultimi 100 anni, ovviamente, quindi anche valutare quelle che erano le prassi di 100 anni fa deve tener conto di queste cose. Per esempio, è chiaro che l'idea di far leggere testi dialettali, letterari, è un ragionevole obiettivo, ma non certamente per passare dal dialetto alla lingua, che oggi avrebbe in gran parte d'Italia gran poco senso. Per esempio a Napoli non avrebbe molto senso, soprattutto usare testi dialettali che fino a qualche tempo fa si usava leggere ancora nelle scuole superiori e che oggi invece non si usano più neanche nelle scuole superiori, ma certamente credo che per procedere a qualche tipo di valorizzazione del dialetto, più che avvicinare lo studente bambino alla lettura di testi dialettali, sarebbe opportuno in qualche modo avvicinarlo alle parole dialettali, ma non in modo così istintivo, ma in modo riflessivo, perché diciamo così lo strumento della parola e lo strumento della parola in senso pieno, cioè della parola parlata e scritta, può essere sia un modo per avvicinare il bambino a riflettere perfino sulle strutture della lingua, visto che nel momento in cui passa da un parlato che gli può essere più o meno familiare a una fissazione scritta di quel parlato, il bambino si deve porre tutta una serie di problemi e può essere più facilmente guidato all'osservazione del problema, non necessariamente alla sua soluzione, se non anche alla soluzione del problema. Ma poi la parola, come abbiamo visto oggi e stamattina in modo molto chiaro, la parola si lega decisamente a tutte quelle cose che noi chiamiamo, noi parliamo sempre di binomio lingua e cultura dialettale. Ecco, la parola si lega moltissimo alla parte culturale del dialetto e quindi può essere una guida che didatticamente potrebbe essere molto facilmente, che può essere praticabile. L'azione che bisogna fare, a mio parere, nella scuola va fatta subito, cioè bisogna, come ci insegna a questo punto il libretto di Marina Castiglione, che suscita la mia curiosità, che ha avuto anche qualche omologo in altre zone d'Italia, cioè cercare di parlare ai bambini con il linguaggio dei bambini dei dialetti. Bisogna agire immediatamente, bisogna agire tempestivamente su quel, se non altro perché oggi sappiamo che i bambini hanno pregiudizi antidialettali documentati, e quindi quello può essere un obiettivo tutto sommato nuovo per la didattica a scuola, e poi mentre invece resta un obiettivo, come dire, tradizionale, quello, sebbene anche questo in altre forme, resta un obiettivo tradizionale quello di andare a portare a livello di consapevolezza l'uso regionale dell'italiano. Questo è un discorso che più di altri varia di area in area, di zona in zona in Italia, naturalmente. Quindi probabilmente nel meridione questo è un discorso che, o in altre zone d'Italia, insomma, ha maggiore sensibilità rispetto alle altre, dipende anche dalla distanza tipologica che c'è tra il dialetto locale e l'italiano, naturalmente, ma ormai oggi abbiamo come lingua materna l'italiano regionale e
portare a livello di consapevolezza questa cosa, questa realtà, e considerare l'italiano regionale non la varietà di arrivo, di partenza e di arrivo, ma solo la varietà di partenza. Non è un obiettivo, diciamo, facilissimo, però è un obiettivo percorribile che a scuola potrebbe essere percorso, se non altro per non far arrivare studenti all'università che non hanno nessuna consapevolezza dei loro usi linguistici, che, diciamo, agli occhi di un qualsiasi ascoltatore medio sono caratteristici di un livello, di un registro, di un'area che invece per loro sono assolutamente omogenei e omogenizzati. In qualche modo bisognerebbe portare gli studenti alla consapevolezza che il loro italiano regionale dovrebbe essere usato come uno strumento, diciamo così, esportabile, ma esportabile solo per fini espressivi, non per la comunicazione quotidiana. Per la comunicazione quotidiana loro hanno bisogno di acquisire, come diceva in precedenza Nicola, un italiano che abbia la maggiore completezza possibile. Quindi, in conclusione, l'obiettivo della presenza del dialetto nella scuola non può essere quella che diceva prima Nicola con parole migliori, cioè una consapevolezza dei registri presenti nell'italiano di oggi e dei rapporti storici che ci sono stati tra i dialetti dell'italiano nel tempo. Una percezione corretta di queste nozioni di base, questo deve essere. Il secondo obiettivo perseguibile è quello di recuperare, valorizzare, rivitalizzare tutta quella cultura dialettale che c'è nei dialetti, soprattutto nelle parole del dialetto. Quindi attraverso le parole del dialetto si può recuperare questa tipologia di informazioni e arrivare finanche ogni tanto alle strutture della lingua. Grazie. Grazie a te, professor Francesco Monturi. Ulteriori riflessioni preziose che ci servono. Parlarne, ritornarci, rifletterci. E la collega, amica, professoressa Rosanna Sornicola aggiungerà qualcosa di altrettanto interessante, anche forte delle sue esperienze, il professor Sornicola ha scritto moltissimo su scritti e contributi di carattere sociolinguistico, socioantropologico, quindi chi meglio di lei può concludere questa prima tornata di riflessioni che poi chiederemo al dottor Buscemi, all'avvocato Buscemi di aggiungere il suo punto di vista e infine le brevi testimonianze delle colleghe delle scuole secondarie. Ecco, Rosanna, a te. Grazie Giovanni. Ma Nicola De Blasi e Francesco Monturi hanno giustamente messo in rilievo degli importanti aspetti istituzionali e storici del rapporto tra lingua e dialetto, delle possibilità di riflessione sul dialetto nel mondo della scuola, e io vorrei brevemente dire qualcosa su una dimensione soggettiva dell'insegnamento, della componente linguistica in rapporto al dialetto, alla cultura dialettale nel mondo della scuola. In particolare vorrei dire qualcosa sull'importanza che questo insegnamento può avere per la formazione di identità culturali multiple e di quello che si potrebbe chiamare
di dialettalismo. Giustamente sia Nicola De Blasi che Francesco Montori sottolineavano tutte le difficoltà di questo percorso e anche tutti i trabocchetti che potrebbero esserci. Io però vorrei riflettere con voi su degli aspetti intellettuali ed anche emotivi complicati di questo percorso. Permettetemi di fare un riferimento personale che però può spiegare perché ci tengo tanto a discutere di questa dimensione intellettuale ma anche emotiva. Le mie radici sono siciliane, ma io sono nata a Napoli da una famiglia di siciliani immigrati in più ondate, a partire dal terremoto di Messina, e poi di nuovo poco prima della Seconda Guerra Mondiale. E per me, anche se sono nata a Napoli, ho viaggiato molto e nel tempo ho vissuto anche a lungo all'estero. Il rapporto con la Sicilia è sempre stata una cosa fondamentale. È qualcosa che mi ha dato forza anche in momenti complicati. E sono convinta, sono molto preoccupata, come tanti di noi, da insegnante, sono in pensione da qualche settimana, però una volta insegnante, sempre insegnante, del fatto che il mondo contemporaneo, il mondo moderno, è un mondo di grandi incertezze, di grandi sradicamenti, tutte condizioni di grande destabilizzazione nella formazione di identità culturali. Permettetemi di ricordare il grande dramma dell'immigrazione italiana. La Sicilia, come l'Italia meridionale, è stata una delle grandi terre di emigrazione. La riflessione sull'identità dialettale, sulla cultura siciliana in questo caso, ma si potrebbe dire napoletana, campana forse, insomma la Campania sappiamo che è un universo complicato, molto stratificato. Io credo che abbia un'importanza decisiva, perché sono le radici. Ho conosciuto, vivendo all'estero, comunità di immigrati irpini, molti siciliani, e la cosa che sempre mi ha colpito in questi universi, in queste realtà sociolinguistiche, è stato il grande desiderio, la nostalgia che potrebbe essere declinata in varie forme, come qualcosa di passivo, di determinatorio, ma anche nostalgia come qualcosa invece di attivo, di propositivo, il grande legame a distanza dell'avvicendamento generazionale con le radici. Io lo sento in me questo. Io sono venuta qua al centro di Palermo che avevo forse neanche 20 anni. Ho conosciuto il professor Ruffino, ho conosciuto Giovanni che avevo meno di 20 anni, sono andata in pensione da poco. Per me il rapporto con questo centro, con la Sicilia e con il centro, è stata la cosa che mi ha dato più forza nella vita. E questo lo dico adesso per passare dal caso personale che lascia il tempo che trova, per sottolineare una cosa che giustamente Nicola e Francesco hanno già detto, l'enorme importanza del lavoro che si fa qua in Sicilia di rapporto tra università e scuola. Poco fa il preside parlava del carattere indomito di Giovanni, io questo carattere indomito l'ho conosciuto da ragazza, è giustissimo, è la cosa più importante di tutte. Si è parlato molto in queste due bellissime giornate di patrimonio, di dialetto come patrimonio, e giustamente Nicola e Francesco ricordavano attenzione a parlare di dialetti come lingue, ma in realtà sappiamo anche bene che l'identità italiana è un'identità che non è come quella inglese o come quella francese, è un'identità che necessariamente, anche quando i ragazzi dicono che loro il dialetto non lo sanno, anche a me è capitato in classe a Napoli di chiedere all'inizio di un corso quanti di voi conoscono il dialetto? E tutti avevano paura, ma anche
Pierluigi a Bergamo, a tutti noi è capitato questo. Tutti hanno paura di dire io il dialetto lo conosco. In realtà sappiamo che sono, da un certo punto di vista, queste realtà testuali, letterarie, ma anche dell'oralità, del parlato, sono in un certo senso, dal punto di vista storico, tutte lingue, tutte le prendono dal latino. E quindi ai ragazzi siciliani, a quelli napoletani, a quelli di altre parti d'Italia, bisogna comunicare, secondo me, il senso che sono cose da non dimenticare, ma ovviamente una lingua, una parlata non è come un monumento, è un bene immateriale. E che vuol dire un bene immateriale? Lo dobbiamo conservare, non da guardiani inflessibili di un'ortodossia, ma hai ragione Francesco a dire che dobbiamo accompagnarli a riflettere su quanta importanza abbia tutto il deposito di tracce storiche e di esperienze storiche profonde che si è sedimentato in queste parlate. Per la Sicilia, insomma, certamente non sta a me dire la straordinaria storia culturale, sociale della Sicilia, che è riflessa nelle varietà siciliane. Ricordo un articolo meraviglioso di un grande storico del Mezzogiorno, Giuseppe Galasso, che a proposito della Sicilia osservava la storia della Sicilia e il destino della Sicilia è un destino per certi versi centrifugo rispetto a quello dell'Italia. Siamo siciliani e italiani, ma è un'isola che è al centro del Mediterraneo e che da millenni effettivamente ha qualcosa che, come dire, la fa ruotare in una maniera antioraria rispetto all'Italia. È una delle forme di questo carattere centrifugo, ai noi, è proprio nell'emigrazione. Questo carattere centrifugo però deve essere, per certi versi, noi non possiamo frenare l'emigrazione, non possiamo dire ai ragazzi siciliani di non andarsene altrove a cercare un destino diverso. Possiamo però dargli il senso che vengono da una storia antica, prestigiosa, molto importante, che fuori dalla Sicilia attrae interesse. Mi è capitato tante volte viaggiando in America, in Inghilterra, di vedere persone che non erano italiane, è capitato a tanti di noi, domani vai a Bruxelles, vogliono conoscere della Sicilia, vogliono sapere della sua geografia, della sua storia, della sua lingua, ma pensate allo strepitoso successo che ha avuto Camilleri, con gente che il siciliano non lo sa. È un valore aggiunto, è un patrimonio anche da questo punto di vista. Ma io mi sono trovata a sentire ragazzi inglesi che volevano imparare il siciliano e saremo proprio noi qua a non dover sollecitare i ragazzi siciliani che il siciliano va conosciuto, non va dimenticato, che ci sono dietro millenni di una storia strepitosa. Io penso che il lavoro che state facendo qua, e lo dico perché veramente ne sono convinta, è importantissimo. Penso che è qualcosa che vale proprio tanto, vale nella formazione di identità multiple di cui il mondo moderno ha necessità. Perché nell'incertezza generale sapere che si è siciliani di un posto, di un'area limitata, ma anche siciliani in toto, italiani e anche al di là dell'Italia, europei, persone che vivono nel mondo moderno, è una cosa che dà forza e dà anche possibilità di progettare un futuro diverso. Sono molto convinta di questo. Più forti sono le radici, meglio sono conservate le radici, meglio si sa chi si è e da dove si viene,
più si potrà progettare il futuro. Spero che sia preso troppo tempo. E devo dirvi che abbiamo un collegamento. Quando? Ancora non ho avuto risposta. Ecco, avremo un collegamento con un parlamentare europeo, Ignazio Corrao, il quale ha promosso al Parlamento europeo per domani e dopodomani, il giorno successivo, un'iniziativa per la valorizzazione del patrimonio linguistico siciliano al Parlamento europeo. Andremo in tanti qui da Palermo e lo abbiamo invitato a collegarsi per un breve saluto. Ma intanto io ho il piacere speciale di dare la parola all'avvocato Lino Buscemi, come dicevo all'inizio, un rappresentante significativo della cultura regionale, della palermitana e ripeto, del giornalismo autorevole e credibile. Grazie, buonasera, soprattutto grazie al professore Ruffino perché ha ritenuto di inserire questa mia comunicazione in un convegno così che se ne facessero tanti in Italia, perché temo che in questa fase, mentre noi ci occupiamo di queste questioni che sono assai particolari, singolari, il mondo cammina con una velocità supersonica. Quando io penso che in questo istante più di 1,5 miliardi di persone parlano il cinese e 1,2 miliardi di persone parlano l'inglese, avere paura del unificare le lingue parlate locali, i dialetti, le lingue nazionali, mi sembra una paura eccessiva. Noi dobbiamo pensare che da qui a 20 anni, a 30 anni, dobbiamo uscire dalle concezioni nazionalistiche, non possiamo più chiuderci nei nostri usci, perché il mondo cammina e va più avanti di quanto si possa ritenere. L'idea che si possa mettere in discussione, privilegiando una parlata, una storia, un equilibrio politico, un equilibrio sociale, sono idee che non hanno né capo né collo. Perché il tema grande è che una vera Europa unita o una vera Italia unita diventano tali se si valorizza e si, si aiutano a svilupparsi tutte quelle realtà culturali, gli usi, i costumi, il folklore, perché tutte queste cose sono ricchezze che vanno alimentate e tutelate nella diversità per garantire l'unità. La prospettiva europea, se non si fonda su questo, non si fonda sul dubbio. Io faccio sempre l'esempio dei francesi. I francesi sono cultori della petite histoire. Loro privilegiano la piccola storia. La privilegiano perché sanno che se non si conosce la piccola storia non si può conoscere la grande storia. Ecco uno dei motivi per cui i francesi, rispetto a tutti gli altri popoli europei, hanno una profonda conoscenza della loro storia nazionale, perché conoscono in profondità la loro storia locale. E allora questo modello andrebbe allargato e ripetuto in tutte le sedi, perché bisogna puntare sulla conoscenza del micro per capire il macro. Noi non comprendiamo il macro e talvolta il macro diventa indigeribile perché non conosciamo il micro. E la legge regionale che è stata fatta ha un titolo significativo. Noi abbiamo parlato solo di lingua, non è così. La legge ha un titolo più vasto. La legge parla di promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico. Le tre cose camminano assieme. Non si può parlare
di dialetto, di lingua siciliana, perché è una lingua, il professore Rufino ogni volta ci bisticciamo nei nostri convegni, ma non voglio polemizzare su queste cose. Quando una lingua ha una sua grammatica, un dialetto ha una sua grammatica, è parlato in Sicilia da 5 milioni di persone, nel mondo la diaspora siciliana è di 15 milioni, 15 più 5, 20 milioni di persone parlano il siciliano. Mi pare che c'è un uso, diciamo che, ma non è questo il problema, secondo me questi sono anche discorsi che lasciano il tempo che trovano. Il problema è la valorizzazione delle realtà locali. Se noi avessimo una conoscenza più profonda della storia di Sicilia, e questo non si insegna nelle scuole siciliane, come non si insegna la storia del napoletano in Campania o nelle altre regioni meridionali, come non si insegna la storia locale di regioni come il Piemonte, la Lombardia, eccetera. Se noi avessimo una conoscenza più profonda di queste cose, affronteremo le questioni con maggiore tranquillità. È una legge che è andata male, questa, professor Rufino, lo dobbiamo dire. Mi dispiace perché sono stato io. No, è nata male perché io, forse una mia deformazione professionale, l'Italia ha bisogno di leggi che incidano nel corpo vivo del paese, delle realtà locali. Quando si fa una legge e questa legge è priva di una copertura finanziaria, siamo in presenza di leggi manifesto, di pura poesia, che non producono nulla di buono. Le leggi si devono fare prevedendo anche le conseguenti risorse perché quella legge possa poi arrivare a destinazione, perché si resta di fare aria fritta. Infatti sono passati finora 12 anni, è stato fatto un lavoro, ma il lavoro del Pungolo, del professore Rufino è conosciuto da tutti, si è arrivati a fare queste linee guida, ma siamo ancora ben lontani dal vedere applicata integralmente questa legge. Siamo ben lontani perché la Regione non ha saputo usare il suo strumento di autogoverno, che è lo statuto speciale. Poi parliamo perché l'autonomia è insufficiente. La classe politica siciliana, diciamolo chiaramente, non ha fatto un uso corretto del suo statuto. Noi possiamo legiferare su tante cose sulle quali abbiamo anche pure una sorta di abbiamo una competenza legislativa esclusiva, come se fossimo uno Stato americano. È una delle poche prerogative che spetta a 5 regioni italiane. Ora le regioni più ricche hanno capito il discorso e si sta verificando nel nostro paese una sorta di secessione dei ricchi, che la chiamo, la secessione dei ricchi, 3 regioni che stanno lavorando per autotutelarsi nell'organizzazione della loro economia, nel trattenere le risorse che producono e di guardare la coesione nazionale con un occhio più diretto. Allora, noi dobbiamo avere consapevolezza che abbiamo uno strumento come lo statuto che ci permette di insegnare la storia siciliana. L'unico ricordo che io ho di valorizzazione della storia siciliana è una grande operazione editoriale che fu fatta negli anni 60-65 con a capo un coordinatore di pregio come Leonardo Sciascia. Sono state stampate una bellissima, l'unica operazione economica produttiva della regione siciliana, perché la vendita di questi libri ha prodotto, allora produsse un incasso di oltre 200 milioni di euro. 30 volumi di grandi autori di storia della Sicilia, economisti, letterati, storici, folklore, c'era di tutto. 30 volumi di colore giallo, ce li ho a casa, me li guardo, arrivo la storia del Brasile, la storia dei viceré, bellissima. Sono 30 volumi che sono stati fatti
e che andrebbero e che tuttora andrebbero ristampate e portate nelle scuole, perché la conoscenza della realtà locale consente di guardare avanti con... E poi la letteratura siciliana, non solo i 5-6 autori che hanno coronato con successo la loro attività e sono conosciute nel mondo intero. La letteratura siciliana è ricca di tanti autori, romanzieri, poeti, che sono stati veramente l'elemento di punta di un modo di essere di questa regione dal punto di vista della cultura e della presenza nel panorama mondiale. Il problema è che questi autori non hanno, la loro voce è flebile perché non sono mai stati valorizzati, e non è che hanno scritto in dialetto, hanno scritto in lingua italiana, ma hanno trovato scarsa valorizzazione perché non hanno avuto la possibilità di poter contare di aiuti e pressioni che sappiamo benissimo qual è, come è combinato il mondo editoriale italiano e sappiamo benissimo quali sono gli intrighi che portano a un autore a diventare qualcosa. È inutile che ci nascondiamo queste cose, questa è la realtà nuda e cruda. Quindi io penso che questa legge, per andare avanti, deve andare avanti, caro professore, che il ruolo dell'istituto che presiede è magnifico, deve andare avanti non mettendo in cattiva luce gli altri due aspetti, storia, letteratura e lingua. Se il discorso cammina in maniera omogenea e all'unisono, allora è la possibilità che questa legge produca dei risultati concreti ci sia, altrimenti siamo fermi a una enunciazione di principio che può interessare qualche studioso, però non interessa la gente. E poi individuare quelle forme che noi parliamo, però l'evoluzione della tecnica è grande. Ormai le cose più interessanti, anche i nuovi vocaboli che vengono prodotti ogni giorno dai vari social, sono cose impressionanti. Ogni tanto l'Accademia della Crusca deve fare l'analisi dei nuovi vocaboli che vengono prodotti, ogni giorno ne nasce uno. E quindi dobbiamo utilizzare al massimo i social, gli strumenti multimediali. Dobbiamo non pensare che il solo mezzo di comunicazione è il libro, che è sempre bello e interessante, non dobbiamo mai metterlo da parte, ma dobbiamo chiamare i giovani a gestire questi segmenti nuovi e dobbiamo capire che la regione siciliana, come tutte le altre regioni, si devono dare una sveglia, perché spetta loro valorizzare le realtà locali. Io non conosco una legge dello Stato di qualche pregio degli ultimi anni. Per esempio, l'ultima legge che ricordo è una del 19 che ha istituito l'insegnamento, guarda caso, dell'educazione civica nelle scuole. Poi non mi ricordo più di niente. C'è un'assenza che te la dice lunga sull'attenzione delle forze politiche e di chi governa, e non parlo solo di questo governo, di tutti, sulla necessità di imboccare questa strada di alfabetizzare, di diffondere la conoscenza della storia, di alimentare l'interesse per la letteratura, perché se noi non puntiamo su queste tre cose, l'elevazione morale, civile, culturale di questo paese è ben cosa. Poi questo sforzo che noi possiamo fare anche da guida, possiamo essere, noi quante cose abbiamo anticipato in questo paese. Ecco, può darsi che noi possiamo anticipare un percorso nuovo, ma lo dobbiamo fare però con la consapevolezza di non alimentare il particolarismo, ma vogliamo alimentare sempre più l'idea nuova di essere parte integrante dell'Europa, di un'Europa diversa di quella che per ora abbiamo, un'Europa che deve essere molto attenta alle esigenze ormai di tutti i paesi che ne fanno parte, e un'Europa solidale, un'Europa che deve essere orgogliosa di tutte le sue culture, ma per fare questo c'è bisogno di una spinta dal basso.
Noi faremo la nostra parte. Questa legge l'ho salutata come legge di manifesto, oggi dico che è una legge importante perché alcune cose sono state fatte, però ci vogliono più risorse, ci vuole un'azione sinergica, perché non può essere solo l'iniziativa di studiosi attenti, che c'è bisogno di maggiore attenzione, una vocazione a sedimentare i saperi ci deve essere, perché io noto che quello che si sedimenta oggi è una ignoranza progressiva e noi non possiamo cadere in questo tranello. E poi, ecco, ripeto, puoi svolgere pienamente, guardando anche nelle linee guida di modificare qualcosa, bisogna coinvolgere i social, perché oggi i social svolgono un ruolo fondamentale. Grazie. Infatti è la trasversalità, lingua, storia, letteratura. Ecco, io ringrazio. Adesso abbiamo il piacere davvero di volgere un saluto e ricevere un saluto da un rappresentante del Parlamento europeo al quale poc'anzi si faceva cenno, l'onorevole Ignazio Corrao, il quale proprio lui ha promosso un'iniziativa straordinaria che ci vede tutti quanti coinvolti. Domani, dopodomani al Parlamento europeo saremo assieme a lui a parlare delle cose di cui anche in questi giorni abbiamo discusso. Io ringrazio l'onorevole Corrao di essersi collegato con noi per questo graditissimo saluto. A lei la parola. Anzitutto mi sentite bene? Sentiamo. Ecco, perfetto. Allora, buon pomeriggio innanzitutto e grazie per avermi invitato, per avermi dato la possibilità di partecipare, seppur da remoto, a questo vostro incontro su un tema così interessante, così bello e anche così significativo, identitario per tutti i siciliani che vivono in Sicilia, siciliani che sono dovuti andare via, siciliani che sono diciamo di seconda, terza generazione, che per mia esperienza, avendone conosciuti tanti in giro per il mondo, spesso sentono la loro identità, la loro origine, la lingua parlata in maniera anche più forte rispetto a noi che in Sicilia ci siamo cresciuti o ci viviamo adesso. Io come appunto ha detto in introduzione, sto organizzando di fatto domani e dopodomani qui a Bruxelles un momento di coordinamento, lo definirei un momento di coordinamento, un primo grande momento di confronto tra diversi mondi che diciamo con approcci completamente diversi, perché ci sono persone che ovviamente provengono dal mondo accademico e che quindi hanno speso la loro vita, la loro enorme cultura, la loro enorme esperienza nello studio, nella scrittura di testi, appunto un'attività scientifica di conservazione della lingua, ma ci sono anche associazioni, ci sono attori, ci sono cantanti, persone che trasmettono il siciliano attraverso mezzi diciamo completamente diversi, che in diverso modo possono essere ugualmente persuasivi. Quindi l'obiettivo diciamo di questa 2 giorni in territorio neutro, per mettere tutte queste persone assieme ci siamo dovuti barcamenare in un'organizzazione complicata, ovviamente farlo a Bruxelles non è semplicissimo, ma spero sia un modo, un momento per diciamo, far convergere tutti verso un obiettivo unico, che è quello della maggiore consapevolezza di quella che è la storia e di quello che rappresenta comunque il siciliano dal punto di vista ovviamente linguistico per chi ha quel tipo di percorso e quel tipo di esperienza, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale per chi ha diversi percorsi.
Io dal mio diciamo privilegiato punto di osservazione, che è quello di rappresentante dei siciliani in Parlamento europeo, posso dire che in questi anni l'ho rafforzata la consapevolezza sul bisogno di conservarle, le lingue regionali, i dialetti, come vogliamo chiamarli, soprattutto stando a contatto con colleghi che provengono da regioni d'Europa, perché qui in Parlamento europeo ragioniamo tutti come europei, quindi cerchiamo di mettere da parte le questioni nazionali, ma noto con i miei colleghi, amici catalani, baschi, galiziani, corsi o di altre regioni d'Europa, come l'elemento linguistico regionale che loro hanno lo utilizzano come un grande segno di forza identitaria e non come un elemento discriminatorio, come spesso si è fatto credere a noi, almeno a quelli della mia generazione, che ricordo perfettamente quando ero ragazzino, quando andavo a scuola, c'era quasi un obbligo nel non evitare di parlare siciliano, perché se parlavi siciliano eri considerato ignorante, eri considerato analfabeta, ti dicevano sia a scuola, spesso a casa, di comunque parlare in italiano, altrimenti avresti avuto le strade sbarrate, come se una cosa escludesse l'altra, mentre è evidente che si può tranquillamente parlare sia siciliano che italiano, che poi peraltro sono due lingue che hanno tratti comuni, essendo comunque provenienti dalla stessa base. È nel siciliano che si parla oggi per strada, che diciamo viene utilizzato un po' in maniera comune. Le due cose vengono iniziate, perché di fatto molti siciliani non parlano né siciliano né italiano, ma tendono a mettere insieme modi di dire dell'uno nella struttura diciamo generale dell'italiano, che è quello che io vedo generalmente fare con molte persone che conosco. Credo che sia cambiato molto in termini di possibilità oggi di sviluppare una conservazione, una salvaguardia del siciliano rispetto a 10-20 anni fa, perché se 10-20 anni fa il siciliano veniva automaticamente e sistematicamente collegato a tutto l'ambito cinematografico di stampo criminale, di stampo mafioso, e quindi aveva quasi un effetto discriminatorio soprattutto nelle altre regioni d'Italia. Quello che diciamo è successo negli ultimi lustri, secondo me, ha cambiato un cambio di prospettiva, per cui oggi si può fare quel salto di qualità anche in termini legislativi, anche in termini di appunto di studio, di iniziative che possono portare appunto allo studio nelle scuole e ad altri eventi di questo tipo, rispetto a qualcosa che qualche giusto fa sembra impossibile. Quasi si sentiva la necessità invece di abolirlo o lasciarlo morire rispetto alla lingua nazionale. E questo secondo me aveva era un qualcosa di estremamente negativo, che oggi per fortuna sembra aver cambiato la linea di percezione. Quindi spero, e questo è l'obiettivo di questi 2 giorni, che da un momento di coordinamento, di confronto, in cui tante persone con diversa esperienza e con anche carriere straordinarie in cui si sono appunto occupati del siciliano, insieme si possa diciamo stabilire un percorso che possa farci fare questo salto di qualità in termini di protezione, di salvaguardia, di studio e di valorizzazione del siciliano come elemento di connessione con il gigantesco patrimonio culturale e storico della Sicilia, che è un altro tema in cui c'è un problema enorme, perché almeno per la mia esperienza, nella gran parte dei casi i siciliani non conoscono né la Sicilia e nella sua storia,
né appunto le sue caratteristiche, se non ci si limita a trattare sia il siciliano che gli elementi caratteristici della Sicilia come elementi folcloristici. Non sono solo elementi folcloristici, sono elementi di ricchezza culturale e storica straordinaria che si legano ovviamente al siciliano. Questo è l'obiettivo. Secondo me c'è una convergenza di una serie di fattori che mi fa vedere questo momento in maniera molto positiva, e spero davvero che si possa velocemente fare quel salto di qualità in termini di leggi sia regionali che nazionali, sia in termini di iniziative, di eventi che possano portare le prossime generazioni a trattare e a conoscere il siciliano così come viene studiato e conosciuto l'italiano e le altre lingue. Io quando ero studente, ripeto, pensavo che fosse limitativo anche parlare solo l'italiano, anzi cercavo appunto di studiare, di imparare altre lingue, l'inglese, lo spagnolo, il francese. Oggi, oltre a quelle lingue lì, credo che per me, cresciuto in Sicilia, sia fondamentale conoscere bene il siciliano, perché è la lingua che parlava mia nonna, è la lingua che sentivo da bambino, che non si può lasciare perdere, perché già da generazione a generazione la ricchezza di vocabolario e la quantità di termini, di modi di dire che vengono utilizzati viene progressivamente ridotta. Se non si cerca di fare qualcosa dal punto di vista istituzionale per rilanciarlo, si rischia di lasciare comunque perdere in qualche modo, o di comunque non riuscire a conservare questo enorme patrimonio, perché l'enorme lavoro che viene fatto dal Dipartimento, degli studiosi, se non viene trasmesso alla gran parte dei siciliani, rischia di rimanere una nicchia, ed è qualcosa che secondo me non ci possiamo permettere. La ringraziamo davvero per le cose che ha detto con tanta passione, tanta vivacità, che aiutano, sollecitano e preludono ad un incontro che si preannuncia davvero bello e interessante. E quindi, caro onorevole Ignazio Corrao, ci vediamo domani a Bruxelles. Grazie per quello che ha fatto. Grande piacere. Grazie. Vi dico che ho una temperatura un po' diversa qua. Ci copriremo bene. A domani allora, arrivederci. Arrivederci. Allora, si tratta di persone che hanno dato moltissimo alla scuola. Io comincerei con l'invitare la Maria Concetta Armetta dell'Istituto Capuana, che dovrei fare un lungo discorso su Maria Concetta Armetta, dirà lei qualcosa, è una grande maestra. Davvero, io l'ammiro molto per quello che ha fatto e continua a fare nella scuola, anche con contributi a stampa a partire da Armallandia, che è ormai un classico. Bene, io vi chiedo, siccome dobbiamo concludere qui entro le 6, 6:05, dici poche cose. Mi interessava. Intanto desidero salutare tutti quanti, buon pomeriggio, quasi buona serata, e soprattutto ringraziare il professore Ruffino che ha consentito la nostra presenza qui, ma soprattutto sto ottimizzando il tempo. Mi avevo promesso 6 minuti e mezzo, ho capito che sono diventati appena 5, quindi sto andando più che velocemente. Non riesco a vedere la presentazione, vabbè, posso andare anche così. Allora, sono Maria Concetta Armetta, una maestra di scuola primaria da ben 32 anni. Non chiedetemi la mia età, vi dico subito 50 anni, così non vi fate neanche conto. Nel 2018, un po' per caso, ebbi l'opportunità di scoprire tra le pagine del libro In dialetto alla faccia scura che ciò con cui mi confrontavo da anni non era una realtà poi così circoscritta, anzi scoprii che era alquanto diffusa
inclusa, il siciliano era vissuto dai bambini come una vergogna. A casa addirittura era vietato, perché volgare. Il dialetto siciliano è molto sporco, cioè ci sono molte parolacce. Anche nell'italiano ci sono molte parolacce, ma almeno sono più pulite. Quante volte in classe avevo sentito questi commenti e quante volte alcuni bambini si erano sentiti fuori posto perché si esprimevano prevalentemente in dialetto. 18 aprile 2018 partecipo al convegno proprio in quest'aula magna, convegno per docenti dal titolo Educazione linguistica, patrimonio linguistico regionale, un impegno condiviso per l'attuazione della legge 9. In quella giornata di studi scopro il mondo accademico che, mi consenta, ruota intorno al professore Ruffino. Scopro la legge 9, questo era per lei. E soprattutto scopro, questo sì che è importante, che non devo più fare salti mortali fra le mie pillole di sicilianità. Allora le chiamavo così, proprio le mie pillole di sicilianità. C'era una legge che supportava i miei viaggi in classe tra le leggende siciliane, i proverbi, i riti, le feste. Insomma, capisco che non sono più sola. Il giorno successivo parlo con il mio dirigente, manifestando tutto il mio entusiasmo e chiedo di poter essere nominata referente per la nostra scuola. È così che presiedo un gruppo di lavoro, redigiamo un curriculum verticale, proponendo degli spunti tematici per la costruzione di unità d'apprendimento, da proporre possibilmente in continuità verticale, non dalla scuola primaria, professor Ruffino, come sottolineato nelle linee guida, bensì dalla scuola dell'infanzia, fino a quella che chiamiamo ancora oggi scuola media. E così ci chiediamo, ma quali sono i possibili interventi didattici affinché tutto diventi realtà nelle classi e non soltanto sui quaderni, ma soprattutto nelle vite dei nostri ragazzi. Il punto di partenza senz'altro è il territorio, ma soprattutto la gente, familiari, amici e la gente del capo, perché è il contesto nel quale io opero. Tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze delineiamo immediatamente conoscere in modo diretto e giocoso il nostro territorio e usarlo, questo territorio, come laboratorio per ricercare, riflettere, sperimentare e soprattutto agire. E poi un suggerimento operativo ci arriva proprio dalle linee guida della legge 9. Ma sì, sviluppare un graduale interesse per il dialetto, incoraggiando forme di drammatizzazione e piccole rappresentazioni. Una drammatizzazione, pensiamo, che faccia proprio da traino emotivo e motivazionale tra i bimbi più piccoli. Presento così un racconto che tratta della giaunara, ossia la tromba marina, tanto temuta dai pescatori siciliani. I bimbi si appassionano, pensiamo già di aver fatto... È vero, abbiamo trovato quella carta completa di come si dica giaunara un po' dappertutto in Sicilia. Costruiscono dei microlibri, ognuno il proprio. Facciamo questa recita 9 volte per tutti i bimbi del plesso, dall'asilo fino alla scuola media. Regaliamo i nostri microlibri ai nostri piccoli spettatori. Costruiscono un gioco da tavolo in cui la geografia viene utilizzata con il reticolo, con le coordinate. Ecco la trasversalità degli insegnamenti. E ancora diventa un prodotto d'istituto. Nell'ambito del progetto Panormus portiamo la nostra giaunara sulla scalinata del Teatro Massimo con 84 ragazzi. I più piccoli dell'asilo faranno le onde del mare, i più grandi reciteranno in siciliano, i più grandi ancora faranno l'orchestra, perché il nostro indirizzo musicale, e quindi abbiamo sia il coro che l'orchestra. L'anno successivo dovevamo in qualche modo fare di più, non soltanto un'attività, non ci bastava più, ecco perché l'entusiasmo fa da traino. E allora pensiamo ad un'unità di apprendimento. Cosa poter dare a tutti i docenti di 3 ordini differenti di scuola? Un nucleo tematico, in questo caso il tempo, che potesse fare da sfondo integratore un po' a tutti gli apprendimenti disciplinari. Partiamo ancora una volta da un testo narrativo che possa fare da sfondo integratore a tutti i ragazzini. È la storia del piccolo Punto. Punto è un bambino immigrato
immigrato a Palermo, costretto dal papà a parlare siciliano, perché così si sarebbe fatto accettare più facilmente dai suoi compagni. E così parte la nostra indagine, attraverso le storie di Giufà con le stelle, Giufà con la nuvola, Giufà con la luna, per cominciare a parlare di tempo a livello climatico e non solo, ma ancora scopriamo che il tempo ci trasforma e soprattutto trasforma tutto ciò che c'è intorno. Ed è l'occasione per parlare dell'età dell'uomo a partire da Noriku a finire a, consentitemi, morte per Covid è una divagazione di un ragazzino che ha preferito completare tutto il ciclo vitale con la morte. Ed è così che insegniamo questi termini, ripeto, sin dalla scuola dell'infanzia. E per fare questo, mi permette di sentire, non servono contributi economici, serve tanto entusiasmo, serve tanta buona volontà. Ma vado avanti. Le parole del tempo le scopriamo anche attraverso gli indovinelli, attraverso i proverbi, che ci danno un'occasione per stare un po' più vicini ai nostri nonni e, perché no, avere uno scambio anche simpatico con loro. Le parole del tempo attraverso la musica, con i brani Quando accompagna amori, Lo tempo di Capisci Spada, ci fanno scoprire che il tempo è una scansione. Questa scansione è anche a livello stagionale. E allora perché non avvicinarli anche all'arte, sempre rispetto a quel percorso multidisciplinare ma anche interdisciplinare, e scoprire le opere di Francesco Lo Iacono. Vado avanti. E poi andare alla ricerca del tempo nella toponomastica, che, a detta di un mio alunno, è la scienza che studia i topi. Proprio così non era, abbiamo scoperto che i topi non c'entrano proprio nulla e scopriamo che esiste l'idea dell'orologio. Cominciamo a scoprire anche gli altri strumenti di misurazione del tempo. È una bella visita alla cattedrale, ecco qui anche i beni architettonici, i beni artistici, ci consentono di scoprire la meridiana, ma di realizzarla anche in classe, in modo che anche il professore di arte, tecnologia, storia, matematica non abbia più scusa. Non sono soltanto i professori di lingua e così via a occuparsi di questo progetto. Cerchiamo insomma di lavorare un po' tutti. E ancora, e poi concludo, il tempo attraverso le feste. È stata l'occasione quest'anno di parlare della festività dei morti attraverso un testo di Camilleri, confrontandolo con la festività dei morti nelle varie regioni italiane, ancora il Dia de Muertos in Messico, allargando quindi il nostro bacino di indagine. Ma a proposito di indagine siamo noi piccoli giornalisti e chiediamo ai nostri parenti, ai nostri nonni, qualcosa sulle nostre tradizioni siciliane. È ancora un'occasione per aggiungere il siciliano, tale che nei mesi di morti e al Misanti e ai Misanti ci consente di accostare un po' il sacro anche al profano. E poi, perché no, riflettere con un testo poetico di un poeta contemporaneo, il poeta Giuseppe Voltaggio. E poi lezione in Piazza della Concezione, una lezione a cielo aperto. I pasticceri ci illustrano come realizzare la frutta martorana, come fare le pupaccene, ed il laboratorio diventa davvero scientifico ma anche pittorico, perché i bambini dipingeranno i loro fruttini, gusteranno i loro fruttini. E poi ancora un gioco inventato in memory delle nostre pupaccene. Ma potrei continuare, ma capisco bene che non è possibile. E allora vi lascio con un messaggio che per me è fondamentale. Insegnare è soprattutto condividere. È per questo che grazie a dei benefattori, se così posso dire, abbiamo costruito una piccola biblioteca siciliana nella nostra scuola e diversi libri del centro studi ne fanno parte. Ringrazio ancora davvero tanto per questo. E poi ho costruito questo drive con tante cartellette che contengono dal vocabolario del Traina ai testi, ai lavori che i vari docenti costruiscono, in modo che così cominciano a far circolare quello che sono i nostri prodotti. Scusate e grazie. Grazie per ancora per qualche decina, varie decine sicuramente. Grazie ancora. Io vorrei ora chiamo Laura Bonura, poi parleranno
sempre, purtroppo il tempo è tiranno. Eugenia Papitumino, Antonella Chinnici, Alessandra Paolona Romano, Francesco Scaglione e Antonio Serpi Falco. Sono, ripeto, brevissime testimonianze. Faremo gli atti di queste 2 giornate e anche queste ultime testimonianze saranno poi sviluppate nei volumi degli atti. Allora, io sono Laura Paura, invece mi occupo del segmento di istruzione superiore, sono referente presso il liceo scientifico San Savarino, è un liceo di provincia, ma è un liceo molto, molto grande, con 3 plessi in 2 comuni diversi, e ben 6 indirizzi di studio, 1440 studenti, insomma una realtà molto complessa. Parlare della mia esperienza presso il liceo Santi Savarino significa ripercorrere le tappe di un impegno pluridecennale. Nel mio appunto ruolo di referente per la legge regionale 9/2011 mi fa piacere dire che penso, senza diciamo tema di smentita, che l'istituzione di questa referenza sia la prima in Sicilia. Ma significa, dico, ripercorrere questo percorso significa anche ripercorrere un iter più ampio, che è quello della valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale siciliano nella scuola, nello sforzo di conquistare spazi adeguati nel quadro dell'offerta formativa e di contrastare il sempre affiorante approccio pregiudiziale o banalizzante al mondo della dialettalità, che è stato citato più volte. In questo processo che negli anni ha animato il dibattito culturale coinvolgendo personalità di spicco nel mondo della cultura e della politica, una perfetta sintesi di questo dibattito è nel volumetto, ecco, nel volume sulla questione del dialetto nella scuola, che rappresenta, diciamo per la cura del professore Ruffino, che rappresenta una risposta alla sbilenca proposta leghista dell'ora di dialetto. La scuola, i dirigenti e i docenti hanno avuto un ruolo relativamente marginale fino al 2011, anno della promulgazione della legge 9 e della pubblicazione degli indirizzi di attuazione e poi diciamo ripubblicati nelle linee guida con il coinvolgimento appunto del liceo Umberto. La pubblicazione delle linee guida, insomma la promulgazione della legge segna il passaggio da una fase spontaneistica, direi pionieristica per quanto riguarda anche la mia scuola, affidata alle iniziative dei singoli insegnanti, appoggiati da qualche dirigente illuminato e sensibile ai valori della lingua e della cultura dialettale, a una fase più matura in cui la scuola si muove all'interno di un quadro normativo di riferimento e si avvale della guida anche sul piano della formazione dei docenti. Ecco, la slide mostra le linee guida, ma anche un riferimento bibliografico importantissimo. Le 2 linee guida, diciamo, ecco, esatto, ma anche l'impegno editoriale del centro studi dell'università in generale, proprio per la scuola. Il progetto d'istituto che io coordino si è avvalso appunto di questi strumenti fin dall'inizio. Lingue e culture in Sicilia è un'opera monumentale, una pietra miliare in 2 volumi, e offre all'utenza di lettori colti, curiosi, ma non necessariamente specialisti,
una panoramica sulle questioni linguistiche, storiche della Sicilia e letterarie più importanti della Sicilia. L'altra collana invece, quindi è una collana agile, molto funzionale e adatta alla scuola, raccoglie la piccola biblioteca della scuola, è una collana di volumetti che sono pensati proprio per un'utenza scolastica, dicevo. Il progetto, il nostro progetto ha messo in atto fin dalle fasi iniziali i suggerimenti contenuti nelle linee, negli indirizzi di attuazione, accogliendo in questi ultimi anni le novità introdotte dalle indicazioni nazionali anche per il liceo scientifico, in particolare le istanze legate ai nuovi curricoli, nuovi curricula sull'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Poc'anzi lei parlava di educazione civica, che è l'ultimo intervento, quindi nella scuola adesso imperversa proprio la necessità, come dire, di creare collegamenti con tutti i progetti scolastici tramite appunto il megaprogetto dell'educazione civica. I percorsi che abbiamo formulato per la mia scuola tendono ad adattare anche le metodologie alle esigenze dettate dai nuovi scenari didattici, che si sono profilati anche in relazione all'emergenza sanitaria. Mi riferisco per esempio al ricorso sempre più frequente ai sondaggi online e all'utilizzo di piattaforme e strumenti di Google. Il progetto, tra l'altro, è pensato come dire, tenendo conto anche del profilo socioculturale della scuola, del bacino d'utenza, delle risorse professionali e culturali e della tipologia appunto dei diversi indirizzi di studio, e si organizza per macro aree, in modo che si abbia la possibilità di scegliere tra progetti curriculari o extracurriculari, progetti di approfondimento di contenuti disciplinari o interdisciplinari. Il tipo di approccio di solito è prevalentemente laboratoriale. Naturalmente la varietà e la relativa molteplicità delle proposte è giustificata, come si è detto, dalle esigenze formative diverse del nostro istituto, che è appunto articolato in molteplici indirizzi. Il progetto si pone sempre come un repertorio sempre aperto, implementabile di anno in anno, aperto anche alle collaborazioni con altri progetti della scuola su tematiche convergenti. Per esempio, sono un esempio il PCTO, che è titolato Storie di parole, il progetto di educazione civica, il secondo nucleo tematico che prevede lo sviluppo sostenibile, l'educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio. E per cui il progetto Lingue, Cultura e Identità in Sicilia si innesta perfettamente anche con questo diciamo, segmento. La mappa del progetto, ora vi faccio vedere, del progetto prevede una macro area che riguarda l'educazione linguistica. Sì, esattamente. Allora, mi sposto, ecco, sul settore legato alla cultura e l'identità in Sicilia. È una sorta di mappa delle attività svolte e dei settori che il progetto ha sviluppato. In giallo ci sono i percorsi relativi ai prodotti multimediali che sono stati inclusi in una
piattaforma multimediale gestita dalla Regione, in particolare dai beni culturali, che è Arca dei Suoni. E in verde invece le collaborazioni che sono state realizzate all'interno dell'istituto, ma anche con progetti diciamo legati al territorio. Andiamo avanti. Un altro contenitore che tendiamo a realizzare è Archivi della Memoria, che è un laboratorio, un archivio che contiene dei prodotti etnovisuali dei ragazzi che si sono realizzati in questi anni. Vabbè, va bene, peccato. Sono state fatte tante. Sì, va bene, così in carrellata si tratta di tutti i progetti. Sì, sono. Sì, lo capisco. Comunque, in sintesi, no, non mi sono calcolata io i tempi. Sì, forse è un po' velleitario. Nel tempo abbiamo anche costruito una sorta di modello gestionale del progetto che non è semplice da portare avanti. Anno per anno la scuola, nei consigli di classe si raccolgono le adesioni ai progetti e qui c'erano alcuni risultati. Va bene, vi ringrazio. Davvero la Bonura è protagonista di un lavoro immenso nella sua scuola, veramente immenso. E purtroppo io avevo già preannunciato che i minuti a disposizione sono assai pochi, sono brevi testimonianze. Io chiamo Eugenia Capitumino, poi negli atti confluiranno nella forma più estesa. Ma i tempi purtroppo qui dobbiamo chiudere perché chiudono poi. Buonasera, sarò velocissima. Non ho slide. Ho solo degli appunti per essere veloce. Allora, anch'io come Laura sono referente della legge del 2011 nella mia scuola, sin dall'inizio. Prima ero nella scuola secondaria di primo grado, adesso di secondo grado. Il mio però è un istituto tecnico ad indirizzo commerciale, elettrotecnico, eccetera. Abbiamo anche 2 sezioni del liceo e una sezione del professionale. Cerchiamo di coinvolgere gli alunni di tutte le sezioni. In particolare il progetto è ampio, però mi soffermo su alcuni aspetti. Da qualche anno portiamo avanti un progetto annuale, appunto, in genere di insegnanti di lettere assieme agli insegnanti di lingue straniere sui ragazzi del biennio. Il titolo è Dialetto italiano e lingue straniere, dall'analisi dell'errore alla scoperta del patrimonio linguistico regionale, nazionale ed europeo. Perché? Perché il focus del progetto è da una parte il lessico dialettale e l'educazione linguistica. Quindi da una parte tentiamo di portare avanti appunto la rivalutazione del siciliano come espressione di identità culturale, dall'altro cerchiamo di fare in modo di migliorare le competenze linguistiche di questi ragazzi per diciamo, potenziare ed affinare la loro capacità di riflessione metalinguistica, mettendo a confronto, comparando le strutture sintattiche e lessicali del siciliano, dell'italiano e poi delle lingue straniere. Noi ci concentriamo sul francese e sull'inglese, che sono le 2 discipline studiate in tutte le sezioni. Quindi diciamo che perché portiamo avanti questo progetto? Perché
appunto, oltre alla valorizzazione del dialetto, cerchiamo di risolvere un problema fondamentale perché è legato all'utenza. Il nostro è un istituto che opera su 2 sedi, Termini Imerese e Cerda, dove confluiscono però alunni di un territorio vasto, perché arrivano alunni delle Madonie, alunni della Valle del Torto, quindi di Termini Imerese, continuando lungo la costa fino a Cervaro. Per cui abbiamo diversa estrazione economica, culturale, sono nella stragrande maggioranza dei casi pendolari, scarsamente motivati, ma credo che non siano solo i nostri, ma hanno soprattutto una scarsa attitudine all'uso della lingua italiana. Notiamo molti errori grammaticali e sintattici, sia nella comunicazione scritta che parlata, e derivano soprattutto da interferenze delle strutture linguistiche dialettali. Per cui diciamo che c'è una situazione di bilinguismo inconscio italiano-dialetto in questi ragazzi, che li porta proprio a delle produzioni linguistiche miste, che convergono o verso un dialetto italianizzato o verso un italiano regionale. Per cui attraverso questo progetto, che si avvale di testi di italiano popolare, la scrittura, ma anche delle lettere o delle pagine che a volte riusciamo ad avere dagli stessi ragazzi, e poi ovviamente l'altro materiale di cui ci serviamo è il lessico, quindi cogliendo le peculiarità storiche etimologiche e mettendolo in correlazione con parole della lingua italiana ma anche delle lingue straniere. Qual è il prodotto finale? In breve, sto accelerando notevolmente, è la raccolta di termini dialettali di cui si sono trovate le connessioni, che sono state digitalizzate e inserite in un'apposita sezione del sito della nostra scuola, in modo tale che possano essere poi consultate dagli altri e anche implementate eventualmente, e lì si raccolgono anche i testi di italiano popolare. Poi un'altra diciamo, novità che abbiamo introdotto portando il dialetto sempre a scuola è quella noi abbiamo un premio letterario da circa 30 anni. Questo premio letterario portava alla produzione di un elaborato, un testo argomentativo, un testo narrativo, un testo poetico su una tematica di attualità o comunque lo spunto di riflessione dato da un'apposita commissione, e ovviamente è sempre stato in lingua italiana. Da qualche anno abbiamo introdotto le lingue straniere e ovviamente anche la possibilità di consegnare l'elaborato in dialetto, in siciliano, e abbiamo avuto dei bei testi poetici anche narrativi che anche lì sono pubblicati sul sito. Poi la scuola ha avuto la possibilità i ragazzi hanno partecipato a vari seminari. L'ultimo alla fine dell'anno scolastico precedente abbiamo fatto una giornata con la professoressa Castiglione, la quale è stato questo incontro propedeutico a quello che sarebbe stato il loro lavoro successivo, perché nel PCTO estivo, l'ex alternanza scuola-lavoro, la nostra scuola era partner di un festival locale, il Festival della Valle del Torto, che oltre a varie attività legate alla musica, all'arte, si occupava anche della presentazione di alcuni che ha lavorato su questo testo prima di presentarlo. Sono io? Prima di presentarlo, quindi è stata ovviamente come abbiamo proceduto. C'è stato questo seminario che ha mostrato come venivano presentate parole antiche, parole in gran parte scomparse, come anche gli oggetti, però mostrate nel loro viaggio che le ha portate in Sicilia, soprattutto attraverso proverbi e modi di dire, per
cui hanno iniziato la ricerca sul campo, raccogliendo i proverbi, confrontandosi tra di loro per far emergere le differenti forme appunto che emergevano dalla raccolta nei diversi paesi, e poi sono stati catalogati, eccetera, e abbiamo fatto questa grazie per quello che adesso sentiamo due, sì, prima no, prima Antonella Chinnici in ordine alfabetico. Antonella Chinnici, avanti. Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano, diciamo, potete anche poi venire anche tu, perché sono due docenti di Reggio Umberto, ne abbiamo parlato prima quando Vitolo Scrodato ha introdotto, tra l'altro autrici di una stupenda antologia. Sì, va bene, ecco, bene, esattamente, va bene, a voi la parola. Proprio per brevità li ho portati, gli oggetti spesso parlano, hanno un corpo e quindi ci sono tante pagine, qui ci sono almeno 4 anni di studio e ricordo ancora con profonda emozione, vorrei essere solo un po' elegiaca ma sentitamente elegiaca, ero seduta lì 4 anni fa e il professore Ruffino, che è sicuramente intellettuale di alto profilo, non ha mai bisogno di sterili, inutili, vuote pompe, fu lui che io seduta là più giovane mi portò, io dico 3 kg di Sicilia, lì me li portò lei da sotto e io me lo ricordo invece, e da allora per 4 anni non ci siamo più lasciati né con il professore Ruffino né con Marina Castiglione, e forse il vero miracolo di queste pagine sono le relazioni umane forti createsi. Certamente qualcuno diceva, se non, anche il professore Ruffino stesso, se non c'è sostegno alle attività che si intraprendono non nasce nulla, quindi il preside dello Scrodato sicuramente con la sua sensibilità culturale verso il mondo siciliano è stato un volano, ma soprattutto poi il tutto si è innestato da parte del nostro liceo con la sensibilità di un professore Ruffino che secondo me è, oltre che cultura in azione, il professore Ruffino è amore in azione, per cui la sua, diciamo, il suo altissimo profilo, la sua ricerca non si chiude mai nella turris eburnea di un'accademia magari di alto profilo, magari dottissima, ma esce dall'università e con autentico slancio, con forte convinzione, con entusiasmo per l'umanità e soprattutto sempre pensoso dei nostri giovani, come noi colleghe siamo state e siamo sempre, questa università esce fuori, arriva capillarmente alle scuole e si radica veramente tra i giovani che ormai lo conoscono. Oggi una ragazza mi chiedeva con affetto di salutarla e mi diceva perché una volta lei passò, quando eravamo durante il Covid con le scuole fuori, la classe fuori, lei passò, fece un intervento e nascono delle curiosità, per esempio lessicali. Oggi una cosa ruspante, professoressa, ma Candida, Candidus, le cose insomma abbiamo sempre intrighi etimologici, ma non può dirlo. Io dissi con onestà intellettuale, non ci avevo mai pensato, questi sono trasparenti, quindi dal Candidus latino, dico qui dovremmo fare un incontro, glielo dice il professore che può tornare da noi, quindi secondo me il vero successo, oltre che queste pagine di sudato studio, di entusiasmante lavoro, di gioiosa, io dico costrizione al tavolino, per cui io da professoressa con le colleghe mi sono sentita di nuovo di tornare un po' a studiare veramente, nel senso che ho fatto di nuovo un lavoro di intensa ricerca, quindi per me il vero successo è questa forte connessione e relazione tra l'università, l'accademia, la scuola secondaria di secondo grado e soprattutto i nostri giovani che ora pensano all'università come un mondo che si è avvicinato e vogliono il professore Ruffino al più presto domani a scuola. Grazie. Ora io devo informarmi sull'etnologia di Candida. La cosa diventa seria. Si parlava di dolci di panettone, di Natale. Ecco Alessandra Colonna Romano, altra autrice
dice con un'altra collega che non è presente questa meravigliosa antologia. Dunque sono stata invitata appunto a parlare del modo in cui ho attuato nella mia prassi linguistica la legge regionale, quindi starò al punto e sul punto. A livello di scuola, come sapete, abbiamo prodotto questa raccolta di letture, di testi, prosa, poesia in italiano e in siciliano, che è diventata anche fonte di consultazione per noi stesse che l'abbiamo redatta. Allora vorrei dire due cose molto velocemente. Allora, innanzitutto negli anni io sono passata da referente, quando ero al Crispi, ora insegno già da vari anni al liceo classico Umberto I, ma prima quando insegnavo al Crispi ero referente per la legge regionale e ricordo che ho realizzato dei progetti specifici, ne ricordo uno con molto piacere di antroponomastica, che tra l'altro ha sollecitato veramente la curiosità e il coinvolgimento pieno non solo dei ragazzi ma anche delle famiglie, come è facile immaginare. Però vorrei porre qui una questione. Negli anni, prima sono stata impegnata con la stesura di questa raccolta antologica. Negli anni sono passata dalla progettazione di specifici interventi all'inserimento costante, diciamo un po' sotto traccia, di collegamenti con il patrimonio socio-linguistico, culturale e storico della Sicilia. Perché? Penso fondamentalmente che la valorizzazione appunto del patrimonio della Sicilia debba e possa informare il nostro usuale fare scuola. A partire dalle nostre discipline e dentro le nostre discipline, piuttosto che aggiungere ore extra che, dico senza nulla togliere alla bellezza dei progetti, ne abbiamo visto di splendidi ne sono stati fatti, però temo che in una situazione generale di scuola in cui c'è una ipertrofia progettuale possa essere anche vissuta dai ragazzi come qualcosa a parte. Io invece mi vado orientando, forse perché sto diventando vecchia, perché sono una vecchia insegnante ormai da 36 anni, ecco, verso l'idea di offrire un percorso formativo unitario, ricco, articolato, vario, ma più vai in scavo, più vai in profondità, più ti apri ad orizzonti sempre nuovi e sempre interessanti. Farò solo due esempi velocemente. Lingua e storia. Io insegno inglese, allora nel ovviamente presentare l'evoluzione della lingua inglese, mi tocca, è la mia materia, immediato è stato il collegamento con una fase storico-linguistica che vede, in cui l'Inghilterra e la Sicilia si sono ritrovati a condividere, pur nella distanza geografica, le stesse influenze linguistiche grazie alla praticamente quasi contemporanea dominazione normanna che nel 1066 si conclamava con la battaglia di Hastings in Inghilterra e dal 1061 al 1000 si è completata nel 1091 con Ruggero in Sicilia. I normanni chiaramente porteranno il loro sistema feudale, porteranno l'arte, l'architettura e la lingua. E allora cosa succede? Che, come ci ha ben mostrato il professore compianto, il carissimo Alberto Barbaro con il suo studio sui siculi normannismi, e come ancora il professore Giovanni Ruffino, da un lato il normanno, l'anglo-normanno ha fortemente entrato in maniera capillare nell'inglese e ha donato all'inglese migliaia di vocaboli. Si parlava anche un po' di normanno alla corte di Edoardo il Confessore, ma con proprio la dominazione normanna, ecco che l'anglo-normanno informa l'inglese che è una lingua anglosassone e un po' romanza a quel punto. In Sicilia, come appunto hanno mostrato i nostri professori qui citati, i siculo-normannismi informano, ecco, il siciliano, c'è un'influenza chiaramente in misura inferiore e mi pare che sia un lavoro in progress questo della ricerca. Allora, sottoporre e porre all'attenzione degli studenti le confluenze linguistiche tra inglese e siciliano è il risultato tanto più interessante, tanto curioso, scoprire delle parole convergenti tra siciliano e addirittura inglese, quanto più però si è riusciti a far riflettere sui nessi inestricabili tra lingua
letteratura e storia e sul concetto stesso di identità di un popolo, di una regione-nazione, che è costituito da stratificazioni e contaminazioni che sono storicamente rintracciabili e giustificabili. Un altro esempio, cioè con la letteratura, qui le connessioni sono tantissime, dal più volte citato Dickens Verga, o l'anno scorso con una quarta ho messo in raffronto 2 premi Nobel Shimusini, il nordirlandese premio Nobel Shimusini, di cui abbiamo avuto il piacere in occasione di uno stage di conoscere i luoghi nativi, Nerri, e il nostro Salvatore Quasimodo, quindi per assonanze, per contrapposizioni, diciamo, nel rapporto con la terra, con contesti storici, politici diversi, ma che puoi sempre fare dialogare, e altri. E appunto citando, scusate se autocito, la proposta di letture che noi abbiamo raccolto in questa antologia ci ha messo davanti a dei percorsi tematici, cioè la scrittura ci pone sempre davanti a dei percorsi tematici. Allora ne cito solo uno. Abbiamo affrontato Charlotte Brontë, che è una donna scrittrice, la cui Jane Eyre, tutto sommato in un ambito vittoriano, moralistico, assolutamente rigido, comunque opera scelte di autoconsapevolezza, ponendo anche lei la questione di parità di genere. A quel punto l'aggancio è stato con le donne nella letteratura siciliana, le donne quali autrici, la donna che racconta, le donne che vengono raccontate, protagoniste. E allora siamo andati donne succubi, Nicolina della Casa nel Vicolo di Maria Messina, scrittrici succubi, Mariannina Coffa che vive il patriarcato sulla sua pelle, non può sposare l'uomo ascenso che ama e non può neanche poetare perché la donna non poteva poetare. Passaggio, si balza alla rappresentazione che Danilo Dolci in quel suo splendido Inchiesta a Palermo fa delle donne, quindi abbiamo estrapolato un brano, Nonna Negra, in cui questa donna racconta e ci dice di questa misoginia tanto sopportata e addirittura giustificata dalle donne stesse vittime di violenza. Donne che subiscono ma che si ribellano. Ignazia Parremuto di Maria Attanasio, una scrittrice contemporanea, storica di Caltagirone, che subisce le angherie del padre spirituale a cui viene affidata perché non le è permesso, siamo nella Palermo del Settecento, dedicarsi al canto, ma si ribella consegnando a questo padre crudele il suo silenzio, che diventa una cortina assolutamente inattaccabile. O donne che esprimono la ribellione, quale Concetta, sempre della mia Maria Attanasio, nella raccolta Concetta e le sue donne, che invece diventa negli anni 50 del Novecento una capopopolo che lotta per l'acqua, per le terre dei contadini, o la libertà, la ribellione espressa da Goliarda Sapienza con la libertà sessuale, fino all'ironia beffarda di una Silvana Grasso, o anche la ribellione di una Felice Impastato intervistata da Umberto Santino e Anna Puglisi, che diventa la donna che poi a un certo punto porterà la lotta per la verità, che sia fatta verità sulla morte del figlio. I percorsi sono tanti, mi fermo per ovvi motivi. I war poets, la guerra. Ad esempio, andremo, perché ancora lo devo realizzare, vediamo come va, poi ve lo faccio sapere, addirittura, a parte andremo, ieri si è parlato di scrittura popolare, perché non presentare la guerra, che nei War Poets è rappresentata il dramma, l'orrore, la delusione della guerra con penna poetica, Don Brooks, Sassoon, Wilfred Owen, ma perché non fare paradossalmente, ma osiamo farlo dialogare con la penna illetterata della scrittura popolare di Vincenzo Ravito, ad esempio. Quindi sono anche si può osare per vedere come va. Finisco subito, concludo. Io personalmente, ma è una mia idea personale, credo che più che una ipertrofia progettuale sia importante, secondo me, fare un lavoro di scavo per far riflettere gli studenti sui nessi
che tengono insieme vicende storico-sociali, politiche, linguistiche e letterarie anche di zone geograficamente lontane, per cogliere la complessità del reale in un mondo quale quello odierno in cui la comunicazione tout court procede solo per colpevoli semplificazioni. È dentro i nostri ambienti di apprendimento e nel modo in cui noi possiamo presentare e raccontiamo le discipline che possiamo creare processi virtuosi di riflessione e scoprire tutta la ricchezza della Sicilia, non solo del suo patrimonio che fu e che noi vogliamo valorizzare e mantenere, ma anche con uno sguardo all'oggi della nostra produzione letteraria, ad esempio siciliana, in modo a operare così una lettura informata, critica della realtà che ci circonda, cosa quanto mai necessaria alla luce degli eventi di oggi, e liberarci finalmente del pregiudizio e dello stereotipo. Allora, Francesco Scaglione e Antonio Serraripardo concluderanno. Sono entrambi, condividono entrambi la loro attività tra scuola e università, dottorando e contrattista, e la scuola comunque è al centro. Vi prego, No, sarò veloce anche perché è stato detto tanto e sono proprio di nuovo sulla scia soprattutto di quello che ha detto Alessandra, la collega Alessandra Colonna Romano, perché anch'io, in quanto docente di inglese, partendo dalle parole, pare capire come una lingua massimamente locale come il dialetto e una lingua massimamente internazionale come l'inglese in realtà abbiano dei punti in comune determinati da fattori storici. Quindi la parola, lo diceva anche il professore Montori, come centro attraverso cui annodare i fili allentati insomma dal tempo. Parlerò velocemente di un progetto che è stato attuato l'anno scorso, però prima due parole. In questi giorni, per caso, per i miei studi, ho ripreso le 10 tesi di Giulio De Mauro, e non è un caso che nella quarta e nella sesta tesi, che sono secondo me le 10 tesi vade mecum di tutti gli insegnanti, no? Si fa riferimento a come il retroterra linguistico degli studenti rappresenta il punto di partenza per conoscere le varietà, per valorizzare le varietà senza esserne succubi. E secondo me è proprio il punto, il dialetto rappresenta in questo senso, si faceva riferimento ai tempi proprio alla realtà dialettale, erano gli anni 70, una condizione un po' diversa dalla nostra, però effettivamente il dialetto come punto di riferimento, punto di partenza e come opportunità. Prima, scuola e dialetto erano quasi due magneti, no, con la stessa carica, si respingevano. Adesso abbiamo modo di vedere, un dialogo che è sicuramente produttivo. E, dicevo, quindi come punto di partenza, e anche il dialetto come modo attraverso cui vivere o comunque vivere a scuola una dimensione interculturale. Perché si parla molto spesso di intercultura, già dal 1990 il Ministero ci parla di intercultura, approccio interculturale. Devo dire che il dialetto in generale, il dialetto siciliano poi per sua caratteristica intrinseca ci proietta verso una dimensione interculturale. E il progetto di cui voglio parlare è stato attuato l'anno scorso presso la scuola di secondo grado Palumbo di Villabate in 2 classi prime. Il titolo del progetto, che è stato ideato dal collega, il professore Serrati-Falco, si chiama Parole migranti, volutamente ripreso da un piccolo testo, bellissimo testo, scritto dal professore Ruffino insieme al professore Sottile, in cui effettivamente a partire dalle parole si riannodano i fili della storia e capire come questa è la circolazione di queste parole del dialetto siciliano nel Mediterraneo. Il progetto si è articolato in 3 momenti. Una prima fase è stata quella di fornire ai ragazzi, agli studenti, ai nostri ragazzi di 11 anni e 11-10 anni, un gruppo di concetti, di parole, che erano arcaismi del dialetto. Quindi dicevamo queste parole in italiano, andate dai vostri nonni e vediamo se conoscono, se sanno dire il corrispettivo in siciliano, una sorta di quesito traduttivo, no, ma se oggi, come dire. È stato bello perché è stato anche un momento di confronto tra generazioni, a partire proprio dalla lingua. Un
secondo momento è stato quello di, come dicevo, riannodare i fili della storia, ovvero cercare di capire l'origine di queste parole e riflettere sulla storia e capire cosa potessero raccontare queste parole. E l'abbiamo fatto attraverso gli strumenti della scientificità, utilizzando il repertorio di Barbaro, utilizzando il vocabolario siciliano. Noi abbiamo fatto da mediatori, no? Perché ovviamente si tratta di strumenti complessi per dei ragazzi che però hanno apprezzato e compreso anche la ricchezza di questo patrimonio, che comunque proietta verso, come dicevo, una dimensione interculturale che si è realizzata poi fattivamente perché alcuni dei nostri studenti erano studenti arabofoni, venivano dal Marocco, quindi si è creato anche una condizione, effettivamente un percorso virtuoso di scambio tra diciamo allievi, tra studenti provenienti da culture diverse, e l'elemento dialettale, come dicevo, massimamente locale, è stato veramente l'elemento che ha legato anche realtà personali, linguistiche, diciamo, diverse. Nella seconda, terza e ultima fase, queste, diciamo, le parole dialetto, questi arcaismi del dialetto sono diventati, scusate il gioco di parole, il pretesto per scrivere dei testi. Cioè, a partire da una parola in dialetto, si è quindi diciamo, incoraggiato i ragazzi a scrivere dei racconti, e da questo, quindi creando una sorta di pasticcio linguistico interessante che, insomma, ha stimolato la fantasia dei ragazzi. Il risultato è stato un risultato positivo, apprezzato molto dalle famiglie. Quando abbiamo fatto noi la conferenza finale, in cui abbiamo presentato anche il prodotto finale, è venuta la professoressa Castiglione, c'erano anche tanti nonni che erano curiosi, si ricorda la professoressa, no? Che erano curiosi di sapere, ma che più fate dialetto? Citate, no? Che cosa significa? Erano molto, diciamo, contenti di questo evento, ed erano anche loro curiosi di capire, vedere come potesse essere utile una prospettiva di questo tipo lontana da sterili campanilismi, ma capire come effettivamente, questa premendo, un'altra cosa che non voglio dimenticare, il progetto era un progetto curriculare, non extracurriculare, perché diciamo, trattare la dialettalità e la cultura regionale rappresenta trattare di ricostruire il tassello della costellazione di un'identità nazionale, e quindi quando si fa, non c'è l'ora di dialetto o l'ora di... quando si fa dialetto italiano, lingue straniere, possiamo, se abbiamo gli strumenti, riuscire, no, a dare una prospettiva di questo tipo. Grazie. Grazie professore. Allora, io parlo nella doppia veste di insegnante e attualmente, come il professore ha ricordato, di dottorando. Ho condiviso l'esperienza con Francesco Scaglione, però voglio parlare di un'ulteriore esperienza che ho realizzato presso l'Istituto Giovanni XXIII di Trabia, in cui vedete il frontespizio di un piccolo volumetto pubblicato nell'anno appunto 2022. È una esperienza significativa, un percorso di sperimentazione attuato a seguito dei seminari formativi, perché siamo appunto in quella data lì, alla fine appunto del 2019. L'Istituto ha accolto in maniera favorevole l'idea di un progetto che potesse appunto valorizzare il patrimonio linguistico degli studenti, e noi abbiamo scelto nello specifico un nucleo tematico, quello relativo all'onomastica. Il lavoro straordinario è consistito nel fatto che sono stati coinvolti 2 ordini di scuola, evidentemente per livelli diversi, per competenze diverse. Cioè si tratta di un istituto comprensivo che comprende appunto sia alunni di scuola primaria che alunni di scuola secondaria di primo grado. Un gruppo di studenti ha lavorato sugli antroponimi popolari, un gruppo sui toponimi popolari. Una ricerca sulle forme sia codificate che orali dialettali di luoghi e persone appunto del territorio di Trabia e San Nicola. La scelta nostra è stata quella di seguire una modalità a cantiere aperto, e questa modalità è stata motivata dall'esigenza di soddisfare, a partire da ulteriori stimoli, la curiosità degli alunni, perché come diceva il collega, gli alunni si incuriosiscono molto
quando si tratta di fatti legati al dialetto, che è la loro dimensione molto più vicina, perché si tratta di ambienti ancora prevalentemente dialettofoni, e quindi la curiosità viene a questo punto stimolata anche da questo particolare tipo di progetti. Il titolo emblematico che abbiamo scelto, A caccia di parole, vorrebbe sottolineare appunto l'aspetto sperimentale della ricerca. Un progetto che appunto ha coinvolto alunni e ha puntato sulle loro risorse linguistiche di prossimità, cioè risorse vicine appunto ai loro usi linguistici, perché si tratta di alunni che appunto usano molto il dialetto e riscoprono attraverso appunto anche un'area tematica come quella dell'onomastica il valore appunto del dialetto. Una semplice diciamo, sottolineatura sul mio progetto di ricerca, che si intitola appunto Dialetti e parlanti e scuole in prospettiva ecolinguistica, si muove proprio a partire da questa esperienza. E voglio sottolineare anche gli aspetti plurilinguistici di questa esperienza, perché la tutela delle minoranze o la salvaguardia di un patrimonio linguistico si può anche fare partendo da un approccio ecolinguistico, cioè di salvaguardia di un patrimonio che, non dico tende a scomparire, ma di cui bisognerebbe farne apprezzare il valore. Io faccio, diciamo, un auspicio, quello mio, a parte dico il rinnovato e costante dialogo di cui parlava il professore anche del preside Vitolo Scrodato, di dialogo tra il centro studi e le amministrazioni, primo fra tutti l'ufficio scolastico regionale. Una bella idea, professore, sarebbe quella di un osservatorio linguistico permanente che parta dall'ufficio scolastico regionale. Se noi potessimo periodicamente osservare come cambiano i repertori degli alunni anche di anno in anno. Grazie. Bella proposta. Sì, tra l'altro Antonio Serra di Falco era proprio con noi a Napoli esattamente un anno fa. Sì. Allora il professor Nicola Del Blasi ha chiesto di intervenire con grandissimo piacere. Quasi quasi concludiamo con lui. Ho chiesto di intervenire solo per ringraziare tutti i docenti e le docenti che sono intervenuti, perché hanno mostrato come appunto si può portare il dialetto nella scuola. Da un lato hanno anche mostrato la produttività del progetto avviato appunto a partire dalla legge del 2011, tutto sommato anche mostrando che le risorse ci sono, e sono in gran parte risorse umane che riescono a muovere anche la motivazione e l'interesse degli studenti. In particolare, dal mio punto di vista, e parlo anche, credo, a nome dei colleghi napoletani, che è importante aver dimostrato appunto con tutti questi bellissimi esempi che abbiamo seguito che il dialetto può essere portato nella scuola nel quadro dell'educazione linguistica, come in fondo si diceva già nei programmi della scuola media del 1978. Queste sono, se vogliamo, lontane propaggini di iniziative che a un certo punto sembravano essersi smarrite nella scuola italiana. Qui forse si recuperano nel modo migliore anche in rapporto alle situazioni storiche attuali, all'evoluzione storica degli ultimi 50-60 anni, insomma, con la sopraggiunta crisi dei dialetti, che però non significa morte, può significare cambiamento, un cambiamento da seguire appunto in diacronia, anche per cogliere, come diceva giustamente prima l'avvocato, quindi cogliere il nesso tra storia,
lingua e produzione letteraria. Insomma, c'è un facile slogan che è quello di insegnare il dialetto. Invece tutti voi avete oggi mostrato che si può superare questo slogan con un lavoro concreto, strutturato, con contenuti precisi che vengono versati anche nelle modalità congeniali all'attività didattica, quindi si va ben oltre, insomma, la progettualità, si entra proprio nel concreto e quindi si capisce anche che si può risvegliare un interesse per il dialetto nel quadro di un più generale interesse per la comunicazione, per la realtà linguistica, per le competenze linguistiche, superando quindi anche la fase del compiacimento sterile. Ecco, molto spesso ci si ferma alle lodi del dialetto semplicemente per affermare il gusto di una contrapposizione verso l'italiano e poi tutto finisce lì. Invece tutte le iniziative che sono state presentate mi sembra propongono l'obiettivo di una consapevolezza linguistica su cui si fonda poi una conoscenza che sicuramente non porterà solamente a parlare un po' il proprio dialetto, porterà anche gli scolari a vedere la realtà linguistica, riuscire a interpretarla e quindi anche a diventare cittadini più consapevoli. Credo che tutto ciò, insomma, sia per noi che stiamo cercando di avviare iniziative del genere a Napoli e in Campania, insomma, tutto ciò è fonte di riflessione e di apprendimento, quindi grazie da parte mia. Grazie, non potevano esserci conclusioni più appropriate di Nicola. Ecco, abbiamo concluso. Penso che a 70 anni e oltre dalla fondazione del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, i suoi fondatori siciliani e siculo-campani, penso a Salvatore Battaglia, non possono che essere soddisfatti di quanto si è fatto e di questo fecondo cantiere che attualmente opera. Grazie a tutti. Però